di Antena 3, buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Quella di oggi è una giornata nella quale il nostro TG sarà dedicato in gran parte alla situazione in Ucraina, soprattutto per quelli che sono gli effetti nel nostro territorio riguardanti l'arrivo dei profughi, visto che in numerose località della nostra regione stanno arrivando proprio in queste ore numerose comunità di rifugiati dall'Ucraina. Lo vedremo nel corso del TG con vari collegamenti da Conegliano, da Padova, da Venezia. Ma cominciamo subito con una notizia di servizio che riguarda tutti voi telespettatori relativamente al passaggio verso la televisione digitale, perché proprio da questa mattina in alcune zone del Veneto è già cominciato lo switch off, per cui coloro che non dovessero vedere i canali del nostro gruppo Media Nord-Est su quelli che sono i consueti canali del telecomando, sarà necessario effettuare la risintonizzazione. Vi ricordo che Antena 3 è visibile sul canale 10, Rete Veneta sul canale 14 e Tele Nord-Est sul canale 18, quindi per coloro che non dovessero più vedere le nostre emittenti sui consueti canali e quindi per continuare a seguire l'informazione di Antena 3, Rete Veneta e Tele Nord-Est, sarà sufficiente risintonizzare il televisore e seguirci su quelli che sono i nuovi canali. Vi ricordo quindi ancora 10 per Antena 3, 14 per Rete Veneta e 18 per Tele Nord-Est. Ma veniamo dunque alle notizie di oggi. Innanzitutto saluto i miei primi due ospiti che sono collegati da Vittorio Veneto e da Venezia. Un saluto a Don Fabrizio Favaro, vicario episcopale degli affari economici della diocesi di Venezia, e Don Andrea Forest, direttore della Caritas di Vittorio Veneto. Grazie davvero per essere con noi e per aiutarci un po' a tracciare quello che è il quadro di questa grande macchina dell'ospitalità che si è messa in moto e dell'accoglienza per andare in supporto a queste tante persone che stanno fuggendo dalla guerra e dall'Ucraina in fiamme. Ma prima di entrare nello specifico ci chiede la linea da Conegliano il collega Cristian Arboit, che con Simone Merlo da questa mattina sta seguendo l'arrivo dei primi profughi, l'arrivo di quei profughi che sono arrivati con il bus messo a disposizione dalla Battistuzzi e che hanno attraversato mezza Europa per arrivare appunto questa mattina a Conegliano. Buongiorno Cristian. Buongiorno Marta, buongiorno a te e ai tuoi telespettatori. Mi trovo qui alla Zoppas Arena con Simone Merlo per documentare una giornata difficile da molti punti di vista, soprattutto dal punto di vista emotivo, perché c'è un carico di speranza ma anche di tanta paura in questo pullman che è stato ribattezzato il pullman della speranza, il pullman della solidarietà, il pullman messo a disposizione dalla famiglia Battistuzzi per andare a recuperare, a salvare i primi profughi in fuga dal teatro dell'Ucraina, dal teatro di guerra dell'Ucraina. Sono prevalentemente, forse lo vedrai anche nelle immagini, donne e bambini che sono arrivati questa mattina alle 9:10 dopo tante ore di viaggio. Solo il viaggio di ritorno è stato lungo ben 15 ore e migliaia di chilometri. Sono arrivati stremati, ma i bambini hanno reagito con entusiasmo, con la luce negli occhi, hanno giocato per tutta la mattina qui alla Zoppas Arena, sono stati sottoposti a tampone, ci sono state anche le procedure di identificazione, quindi schierati gli operatori dell'USL, la protezione civile, i carabinieri
carabinieri e gli uomini della questura che per l'appunto hanno fatto i rilievi di legge. Ecco, li puoi vedere, abbiamo parlato con tante mamme, siamo stati anche autorizzati. Questa appunto è una giornata per molti di loro di ripartenza. In questi mesi spesso, no, sentiamo parlare di ripartenza, di nuovo inizio. Questo per loro è un nuovo inizio. Qui con me c'è Adriano Battistuzzi, in questi giorni ormai lo conoscete tutti, è l'imprenditore che ha messo a disposizione questo pullman e che ne metterà a disposizione anche altri, perché in queste ore, in questi giorni Battistuzzi si è innescato una vera e propria gara di solidarietà. Sì, è vero, in effetti sono rimasto sorpreso anch'io di ricevere, credo da ieri, nella giornata di ieri notte e stanotte, circa 280 tra telefonate, mail e WhatsApp di disponibilità di aiutarci in questa nostra avventura, e devo ringraziare anche comunque le vostre emittenti che ci hanno dato una mano, che hanno diffuso su tutto il territorio nazionale questa iniziativa, al punto che abbiamo deciso che domani ripartiamo, andare a prendere ancora questi rifugiati di guerra che non sono profughi. E come vedete sono bambini, mamme inermi, non sono palestrati con tatuaggi, non arrivano coi barconi, non è una polemica, ma è distinguere tra questa gente e altra gente che arriva nel nostro paese. Ecco, queste donne e questi bambini stanno fuggendo da un teatro di guerra. Tra l'altro, Battistuzzi, non so se può venire con me Simone Merlo, tra l'altro qui c'è anche Vito, il figlio di Adriano, c'è Roberto Benetti, l'autista che si è messo a disposizione a titolo gratuito di fatto per andare a prendere queste persone. Per loro è stata una vera e propria cavalcata, un viaggio lunghissimo, però dicevamo sono state 48 ore, Vito Battistuzzi, che le hanno cambiato la vita. Intense, sì, ci hanno cambiato, sì. Ci hanno cambiato. 48 ore, 2600 km. Sì, pesanti. Ne avete viste di tutti i colori, ecco, ci mostra, ecco, questo. Non il bambino che dietro, non il bambino, però. Il cuore è disegnato da parte di un papà che ha lasciato un bambino e il bambino si è seduto là, e sto papà alla mattina ha disegnato quel cuore lì e baciava il vetro col bambino dentro prima di ritornare in Ucraina, insomma, in macchina. È stata Di fatto lei ha visto tante famiglie spezzarsi sul confine polacco-ucraino. I padri che abbandonavano lì le mogli con i figli, insomma. Sì. Lei però adesso è pronto a ripartire sostanzialmente. Adesso ci stiamo organizzando per in teoria partire domani sera. Vediamo adesso se riusciamo a combinare con gli orari per partire domani sera, perché loro vorrebbero partire anche prima, però noi speriamo di partire non prima di domani sera in modo da poterci riposare, insomma, ecco, perché è lunga. Sì, sappiamo che è lunga. E servono energie, diciamo. Esatto. Adesso, e cibo. Tra l'altro, a proposito di cibo, adesso fra poco il pullman si porterà verso Vittorio Veneto da Franceschetta Ottavian Ristorazione, perché di fatto questa gara di solidarietà è stata innescata da Battistuzzi con Ottavian. Ecco, ci vuole un attimo ricordare che cosa è successo. Sì, è un dipendente di Ottavian ucraino che appunto mi sembra sabato ha iniziato a mobilitarsi su questa cosa, si era rivolto a noi, e più che altro per avere un pulmino piccolo per andare su a prendere la sua famiglia, però quando è venuto lì in ufficio abbiamo iniziato a parlare assieme, abbiamo capito che non era proprio così una famiglia, ma che c'era parecchia gente da portare giù, e all'inizio abbiamo pensato uno da 30, poi all'ultimo minuto, proprio lì in estremis, all'ultimo minuto abbiamo deciso di partire con questo qui grande, e effettivamente ne abbiamo portati giù 72, ma ce ne sono migliaia lì da portare giù, migliaia, perché tutti quei bambini che abbiamo lasciato lì in stazione veramente piange il cuore a partire con loro là. Sul confine sono in migliaia. Migliaia. Lì in stazione sono migliaia, ammassati. Tra l'altro va detto, Marta, che queste 72 persone, questi 72 bambini con le loro mamme di fatto hanno già trovato una collocazione, hanno già trovato casa, perché una delle peculiarità di questa emergenza, perlomeno in questa prima fase, è che tanti stanno di fatto riabbracciando i loro cari che sono in Italia, figlie che arrivano dalle mamme badanti soprattutto, ma non solo.
Sì, tanti sono. Noi quelli che abbiamo portato giù sono tutti quelli che sostanzialmente avevano già una destinazione, un qualcuno che li poteva accogliere qui, perché tanti lì volevano venire giù, ci chiedevano di venire giù, però anche la Elena non ha potuto prendersi questa responsabilità che poi arrivare qui e dove vanno, chi li prende. Quindi lei ha fatto un po', non dico una scelta, però aveva già tutta questa serie di nominativi che mentre andavamo su, tramite amicizie, tramite parenti, anch'io stesso avevo un mio amico che mi ha chiamato che aveva la figlia della sua compagna, però sinceramente non sono riuscito a trovarla, cioè era come trovare un ago in un pagliaio. Elena è la signora Francesca Bozza, domenica sera l'aveva intervistata proprio sul pullman, che si sta dando da fare proprio per coordinare tutte le richieste che stanno arrivando, e sono davvero tantissime. L'abbiamo intervistata, non so Marta se poi vorrei mandare in onda anche l'intervista, è molto provata, ma diciamo che sta facendo quello che si sente nel profondo di fare, aiutare la sua gente, aiutare un popolo che è in estrema sofferenza, perché di questo possiamo parlare, Battistucci. Sì, cioè Elena secondo me è stata l'eroe di questo viaggio, perché quello che ha fatto dalle 3 di notte alle 11:30 di mattina, quando siamo ripartiti lì su questo paesino in confine, è inspiegabile, perché io ho cercato anche di seguirla, ma lei andava oltre il confine, tornava con famiglie, tornava addirittura con macchina e famiglie dentro, cioè con le macchine dei padri che dovevano scendere e rimanere dentro, cioè quello che ha fatto lei è inspiegabile, veramente brava, gli ho detto subito, è l'eroe di questo viaggio. Assolutamente, stasera la sentirete. Adesso il pullman sta ripartendo, penso sia una questione di qualche minuto, non ci sono tutti e 72 perché nel frattempo ci sono stati diversi ricongiungimenti. Queste persone verranno portate a Vittorio Veneto per questo pranzo benaugurante, chiamiamolo così. Ci saranno anche degli amministratori del territorio. Ecco, c'è solo un aspetto sanitario, sono stati effettuati i tamponi, ci sono 2 positività, queste 2 positività saranno portate al Covid Hospital, al Covid Hotel, scusa Marta, di Valdobbiadene. Sì, li portano al Covid Hotel di Valdobbiadene perché da oggi non è più prevista la quarantena per gli italiani, quelli che arrivano dall'estero hanno una breve quarantena e quindi li portano lì, e abbiamo trovato anche gente disponibile con le proprie macchine a portarli su, e questo è quello che ci fa continuare a battere il cuore, perché veramente la disponibilità della gente è incredibile. Li portano, uno dice addirittura sono di più di quello che posso ospitare, faccio 2 viaggi, subito si è proposto un altro di andare assieme. Grande l'Italia, grande il Veneto, grande. E grande la famiglia Battistuzzi, se lo lasci dire. E Marta? Ecco Cristian, allora noi ora ti lasciamo perché appunto vediamo che il pullman sta per partire, magari ci ricolleghiamo più avanti nel corso del telegiornale, così ci racconterai insomma come sta andando questa giornata di queste persone, soprattutto abbiamo visto mamme e bambini che sono arrivate nella Marca Trevigiana. Grazie a Cristian Arboit e a Simone Merlo per questo collegamento, grazie, buon lavoro. Ecco, io torno dai miei ospiti, quindi Don Andrea Forest e Don Fabrizio Favaro. Sono delle immagini queste che vediamo, insomma, che sicuramente lasciano tutti noi sgomenti, no? Perché si tratta soprattutto di mamme, sono mamme con bambini e tante situazioni che strappano il cuore, no? Abbiamo visto questo cuoricino scritto sul vetro dal papà che ha salutato la sua famiglia ed è dovuto tornare, perché sappiamo che gli uomini non possono lasciare l'Ucraina e sono con la legge marziale appunto costretti a rimanere nel paese, ad andare a combattere. Si sta mettendo in moto quindi questa grandissima macchina della solidarietà e dell'accoglienza. Parlavamo di Vittorio Veneto, per cui comincerei con lei, Don Andrea. Che cosa si sta facendo nella diocesi in queste ore per accogliere queste persone? Buongiorno a tutti, anzitutto ci siamo già attivati da venerdì scorso con la possibilità di accogliere intanto 6 persone nelle strutture di Caritas qui a Vittorio Veneto. È raggiunta una segnalazione tramite il Vescovo, una persona che aveva chiesto ospitalità per queste 6 persone, e siamo pronti ad accoglierle, le stiamo aspettando a momenti che arrivino.
Abbiamo poi altre case qui in diocesi distribuite nel territorio, altri 4, 5, 6 posti riusciamo a trovarli nell'immediato, ma soprattutto la cosa più bella è che si sta attivando una rete di solidarietà. In queste ore decine di persone stanno segnalando la propria disponibilità a mettere a disposizione un appartamento, una casa o anche soltanto 2 stanze con cui convivere, magari per affrontare un po' l'emergenza di queste ore in attesa di una soluzione più definitiva. Quindi c'è anche la possibilità di una rete che si sta creando nel territorio e insieme a tutto questo decine e decine di persone che chiedono come poter contribuire attraverso la raccolta di medicinali, di generi alimentari e quant'altro. Ulteriormente, anche attraverso la possibilità di una raccolta di offerte, possiamo sostenere i progetti che Caritas Italiana sta mettendo in piedi dentro questo ambito di intervento e anche poi dei progetti che noi qui a Vittorio Veneto stiamo mettendo in piedi con la comunità ucraina tramite padre Yuri Kodan, che segue le comunità di Belluno, Vittorio Veneto e Conegliano, con cui già abbiamo attivato un canale di solidarietà. Domenica sera abbiamo inviato un primo furgone di beni di prima necessità che ormai è già giunto in Ucraina. Quindi un impegno a tutto campo, diciamo così, e dove si sta attivando veramente, come anche abbiamo visto nel servizio, una grande solidarietà da parte della gente. Senz'altro, e questo si sta dimostrando anche proprio in queste tantissime iniziative che un po' in tutto il territorio, no? C'è chi raccoglie farmaci, chi generi alimentari, chi abbigliamento, giocattoli per i bambini, appunto perché sono davvero tanti i bimbi che sono appunto in fuga con le loro mamme e a testimonianza quindi di quanto forte sia quello che sta accadendo in Ucraina nello smuovere anche tutte le nostre coscienze, no? È una guerra nel cuore dell'Europa che nessuno si aspettava di vedere. Don Fabrizio, vicario episcopale degli affari economici della diocesi di Venezia, nel veneziano come vi state organizzando? Tra l'altro Venezia è la provincia del Veneto che conta il più alto numero di ucraini che sono appunto giunti in passato nel nostro territorio per lavorare, in prevalenza soprattutto donne, ma non solo. Sì, buongiorno a tutti. Ma abbiamo messo in campo subito la nostra Caritas veneziana che sta coordinando tutti gli interventi delle diverse realtà, diciamo, che fanno riferimento alla Chiesa di Venezia e anche con una bellissima collaborazione e coordinamento con le diverse amministrazioni, il Comune di Venezia, la Prefettura, la Questura di Venezia, quindi c'è davvero una grande collaborazione. Mi colpisce, ecco, che al di là del fatto anche emotivo che è importante, ma c'è proprio una necessità, un bisogno molto umano di vicinanza umana che predomina, c'è qualcosa che ci unisce, ecco, anche se anche noi veniamo da un periodo difficilissimo, ma le persone sentono la necessità, percepiscono la necessità di aiutare. Abbiamo innanzitutto abbiamo pregato domenica sera, pomeriggio, meglio, nella Basilica della Salute, che è conosciuta a tutti. La comunità ucraina locale ha celebrato la Divina Liturgia e poi c'erano centinaia di persone che sono venute a pregare delle nostre comunità. E poi subito abbiamo attivato un tavolo di coordinamento con la Caritas per raccogliere aiuti economici e in beni, dando la preferenza agli aiuti economici perché così si può aiutare direttamente in loco la Caritas locale in Ungheria. Noi siamo in collaborazione in coordinamento con la Caritas italiana e con l'esarcato per i fedeli ucraini. E poi anche mercoledì, domani sera, il Papa ha indetto per tutta la giornata una giornata di digiuno. In tutte le parrocchie della diocesi ci sarà, il Patriarca ha indetto una colletta straordinaria durante le liturgie proprio a sostegno economico. Abbiamo organizzato alcuni punti di raccolta dei beni nel territorio della diocesi e poi stiamo coordinando le accoglienze guardando avanti, quindi l'accoglienza immediata e poi anche guardando al periodo medio, quindi 6-12 mesi, in modo che siano accoglienze non così che durano lo spazio di qualche giorno, ma che possono dare una prospettiva. Caritas sta agendo anche con la Questura per i permessi di soggiorno, con la Prefettura per i canali di immigrazione regolare
e anche con l'ASL 3 una buona collaborazione perché siano sottoposti alla procedura vaccinale. E abbiamo già accolto circa una quindicina di persone che la Prefettura di Venezia ci ha consegnato, ma stanno arrivando moltissime disponibilità dalle parrocchie, dalle famiglie e nelle strutture della diocesi. Ecco, perché lo ricordiamo poi peraltro molto spesso si tratta anche di ricongiungimenti familiari. Molte delle persone che arrivano qui da noi arrivano qui perché hanno dei parenti, degli amici, dei conoscenti, quindi diciamo c'è anche tutta quella rete diciamo familiare, amicale dell'accoglienza. È un'accoglienza diciamo diversa rispetto a quella che si può essere diciamo palesata con i profughi afghani piuttosto che con quelli provenienti dall'Austria, peraltro anche una tipologia, sentitemi il termine, insomma, di persone completamente diverse. Qui si tratta soprattutto di famiglie, di mamme con bambini che quindi hanno anche delle esigenze diverse, soprattutto per i più piccini, no? Sì, beh, le persone sono persone, noi abbiamo una rete di accoglienza consolidata nel tempo. Qui noi stiamo intervenendo sia per offrire l'accoglienza in luoghi per chi non ha dei riferimenti e per assistere invece tutte quelle persone che hanno già dei riferimenti diciamo nel territorio ma necessitano dei servizi, quindi con la prefettura, i contatti per avere i permessi di soggiorno, con l'ASL per tutte le pratiche necessarie, quindi facciamo anche questo lavoro attraverso la Caritas veneziana e i suoi collaboratori per assistere anche tutte quelle persone che hanno già magari una casa o un posto dove dormire ma hanno bisogno di essere accompagnati perché sono in un paese nuovo e devono un po' trovare le coordinate per vivere qui. Certo, senz'altro, mi riferivo ai bambini Don Fabrizio proprio perché certo. Pensavo ovviamente alla scuola e a tutte quelle necessità, no, particolari che hanno i più piccoli che già si trovano a dover fronteggiare uno shock, una difficoltà sicuramente grande, ancor più per dei bimbi. Don Andrea Forest, a Vittorio Veneto, no? La situazione in questo momento com'è? Lei ci parlava di queste famiglie, no, che sono state accolte, c'è anche una mobilitazione della comunità ucraina, no, in loco proprio per creare una sinergia tra tutte le forze in campo in maniera da riuscire ad offrire un'accoglienza e un aiuto che sia il migliore possibile a queste persone. Sì, questo è un aspetto fondamentale, nel senso che poi soprattutto in queste ore siamo in attesa, tutto sommato in questo periodo qua, in queste ore, perché siamo stati allertati sull'arrivo delle persone in viaggio. Ho visto prima il pullman. Ecco, è caduta la linea, vediamo se riusciamo... Ah no, ecco, la vedo di nuovo, Don Andrea, prego. Ecco. Sì, stavo dicendo, no? È fondamentale avere nel territorio questo collegamento perché altrimenti da soli non sapremo come far fronte, diciamo, a questa urgenza e questa necessità che in 448 si è presentata. Quindi questa collaborazione, almeno in queste prime ore, è stata fondamentale anche perché poi queste persone che conoscono la lingua ucraina e hanno anche il contatto relazionale con loro sono quelle che le aiutano poi nel momento della fotosegnalazione, dall'ASL, quindi c'è una rete che in questo senso è molto efficace e ci supporta anche come Caritas. Certo, accoglienza nell'immediato, sentivamo prima dalle parole di Don Fabrizio anche poi un'accoglienza un po' più sul medio termine, quindi cercare anche di organizzare, nella speranza naturalmente che la situazione si risolva quanto prima in Ucraina, ma chiaramente di fronte all'incertezza, alla gravità del momento è importante anche pensare, no, con un po' più di arco temporale per l'accoglienza di queste famiglie. In questo senso appunto la disponibilità che le persone ci... Ecco, la linea con Vittorio Veneto ci dà qualche problema. Don Andrea, ecco, la rivedo, cade ogni tanto la connessione, Scusa, la connessione cade.
Niente, è caduta la connessione. Allora, ho visto che abbiamo in collegamento, nel frattempo, vediamo appena riusciamo a ripristinare con Vittorio Veneto, abbiamo in collegamento da Padova la collega Valentina Visentin. La vedo nel monitor, perché anche a Padova, quella di oggi, è una giornata di grande mobilitazione proprio per l'arrivo dei primi profughi, in particolare dei bambini che sono arrivati questa mattina a Rubano. Vedo che con te, Valentina, c'è anche il console di Ucraina. Prego, Valentina, a te. Sì, esattamente Marta, perché noi adesso siamo appena arrivati in prefettura a Padova, dove si è concluso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblico, che ha riunito tutti gli attori che adesso sono in campo per mettere in azione concretamente l'accoglienza dei profughi che stanno scappando dall'Ucraina. Parliamo soprattutto, anzi solo, di donne e bambini, perché nel paese c'è la legge marziale che vieta agli uomini sopra i 18 anni di lasciare il paese. A Rubano sono arrivati i primi 64 bambini che fanno parte, che vivono in 2 strutture a Leopoli, stanno bene, si sono rifocillati, hanno dormito durante questo lungo viaggio, perché i 2 pullman dell'associazione Isola, che non c'è, li hanno recuperati al confine con la Polonia. Hanno camminato a lungo per arrivare fino al confine con la Polonia, erano molto stanchi, ma stanno bene, e adesso alloggeranno in questi mesi in una struttura, la struttura del seminario minore, che è stata messa a disposizione dalla diocesi di Padova. Dovranno affrontare ovviamente un periodo di quarantena, di isolamento. Questa mattina gli hanno già fatto tutti i tamponi appena arrivati, stanno bene. Ma chiediamo al console Marco Toson come è andato l'incontro in prefettura, perché si è definito un programma d'azione. Come è andata? Cosa avete deciso, console? Sì, allora oggi è stata costituita l'unità di crisi qui in prefettura a Padova per creare praticamente un'unità tra tutte quante le forze del territorio e capire esattamente come gestire tutta quanta l'ondata di questi arrivi che stanno continuamente arrivando. Questi 64 oggi sono stati alloggiati sul seminario e con tutta quanta la serie di precauzioni di gestione. Noi col consolato abbiamo creato un'unità italiana per monitorare tutta quanta l'attività generale, non soltanto per il territorio di Padova o del Veneto, ma per capire esattamente cosa sta accadendo a livello di arrivi in generale. Quindi la raccolta, praticamente l'unità di crisi per la raccolta di tutte quante le strutture che andranno a offrire un servizio di supporto a queste persone che arrivano, e dall'altra parte praticamente monitorare chi arriva e come registrare queste persone. La situazione è molto particolare, la guerra sta continuando, quindi praticamente sempre più gente si sta affollando ai confini con l'Ucraina, e dal ministero ucraino continuano ad arrivare segnali di persone che stanno scappando, che stanno cercando di arrivare sui nostri territori. Quindi la cosa è molto grave, però nel frattempo io do un monito che la cosa va gestita con estrema cautela, e quindi vi preghiamo sempre di fare riferimento a degli organi istituzionali come il consolato piuttosto che la prefettura o la questura di Padova, in modo da poter coordinare esattamente le cose, altrimenti la situazione andrebbe a degenerare a livello organizzativo. Console, ci hanno parlato questa mattina i volontari di questa associazione che ha recuperato migliaia di chilometri di code di donne e bambini che vogliono uscire dal territorio ucraino, quindi insomma sono al freddo, e hanno parlato quasi di 10 chilometri di coda. Anche a lei risulta arrivano anche a lei queste notizie? Assolutamente sì, ci sono sulle diverse frontiere, Romania, Polonia, Ungheria, dai 10 ai 20 chilometri di coda, gente che si avventura a piedi per poter passare le frontiere o comunque avvicinare le frontiere, perché comunque devono essere registrati, e oggi esiste la legge marziale in Ucraina, quindi le persone che possono andare in guerra praticamente non possono espatriare dall'Ucraina, mentre escono donne e bambini e vengono inseriti praticamente in un programma di supporto internazionale. La cosa è grave e sta aumentando in questo momento sempre di più. Che notizie ha degli imprenditori italiani veneti che sono lì e che voi come Confindustria state gestendo e siete costantemente in contatto, perché ce l'ha detto, molti hanno voluto rimanere lì in Ucraina per presidiare le loro aziende? Sì, molti di loro sono ancora in Ucraina, sono vicino alle loro aziende o comunque su zone praticamente non a rischio. Tuttora sussiste l'input di non spostarsi, il coordinamento di questo rientro dei cittadini italiani è coordinato dall'ambasciata italiana
in Ucraina con servizi d'emergenza, con linee c'è un tracciamento totale delle persone e quindi devono attenersi praticamente alle indicazioni dell'ambasciata che dice quando è il momento di spostarsi, perché è molto pericoloso in questo momento spostarsi su vie di comunicazione che possono essere bombardate o possono avere rischi di mine o di situazioni particolari. Ecco Marta, hai sentito, questa è la situazione, qui si lavora per l'accoglienza e insomma intanto questi 64 bambini sono stati portati in salvo ed erano molto felici, ci hanno detto quando sono arrivati in Italia, quando hanno visto la struttura del seminario che li ospiterà e insomma sono pronti e felici di vivere questi mesi, si spera, di tranquillità nel nostro paese, nella nostra provincia. Se non ci sono domande da studio restituisco la linea. Sì, grazie Valentina, grazie anche al console di Ucraina Marco Toson per essere stato con noi e per averci fornito questi aggiornamenti sulla situazione. Grazie e buon lavoro. Io torno un attimo da Don Fabrizio, se ce l'abbiamo in collegamento. Sì, Don Fabrizio, ecco, abbiamo sentito, no, le informazioni che arrivano attraverso il consolato, no, dall'Ucraina, sono di una situazione che si sta aggravando sempre più. Con i vostri contatti, diciamo, che avete con le Caritas dei paesi europei che stanno accogliendo, che situazione, diciamo, si prospetta circa gli arrivi? Noi siamo una tessera di un mosaico, evidentemente, di diversi interventi. Dalle notizie che arrivano ora per ora, diciamo, si vede che c'è una crescita progressiva delle richieste di accoglienza, quindi ci attendiamo che nei prossimi giorni continueranno a crescere ulteriormente. Condivido, e noi ci stiamo muovendo in questa direzione, quanto diceva il console, cioè di usare i canali istituzionali, perché questi consentono di programmare, di gestire nel tempo un'emergenza che non è solo di oggi. Quindi stiamo proprio facendo questo lavoro. Certo, abbiamo messo subito a disposizione 30-40 posti in emergenza, ma vorremmo un'accoglienza più diffusa, sapendo di fare qualcosa, non tutto noi, ecco, ma nel tempo attraverso i canali istituzionali, che sono quelli che garantiscono, ecco, anche la riuscita di un'accoglienza davvero dignitosa delle persone. Certo. Soprattutto perché sono donne e bambini, appunto. Certo, e che consentono anche proprio di organizzare meglio, no? Perché ovviamente se ci si muove poi ognuno per conto suo viene meno quella regia che rischia magari, pur nella buona volontà, insomma, delle persone, magari di creare anche dei rallentamenti, no? In quelle che sono poi le operazioni di accoglienza. Io la ringrazio davvero, Don Fabrizio, per essere stato con noi. Non so se si è riusciti a ripristinare con Don Andrea. Sì, ecco, la vedo, Don Andrea, proprio una battuta allora per concludere da Vittorio Veneto su questa situazione. Sì, dicevo, sottolineo il messaggio che stavate dando anche voi, cioè quello della necessità di coordinarci per un intervento e passare attraverso le vie istituzionali, altrimenti l'intervento di questo tipo rischia di essere vanificato e disperso. E poi d'altro lato appunto la necessità di pensare soluzioni a medio e lungo termine, come stavamo dicendo prima che si interrompesse il collegamento, soprattutto perché dopo gestiti i primi giorni di emergenza ci sarà anche da pensare a un inserimento e una reintegrazione di queste persone e soprattutto quanti danno a disposizione i propri appartamenti, le proprie case con una disponibilità più lunga. Queste sono risorse assolutamente importanti per organizzarci nel futuro prossimo. Certo, io ringrazio davvero per essere stati con noi Don Andrea Forest, direttore della Caritas di Vittorio Veneto, e Don Fabrizio Favaro, vicario episcopale degli affari economici della Chiesa di Venezia. Grazie mille davvero, buon lavoro naturalmente in questo momento così difficile e complicato per tante persone in fuga dalla guerra. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo, restate con noi.
Eccoci, siamo nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Ci colleghiamo ora subito con Venezia, con il nostro Federico Fusetti che assieme a Paola Barbato sta seguendo il Carnevale. Questa oggi è il martedì grasso, l'ultima giornata di Carnevale, con tanti arrivi in laguna per questo Carnevale diffuso che caratterizza l'edizione 2022, un carnevale sul quale peraltro grava questa, come dire, questa cappa di preoccupazione, no, per le notizie che purtroppo ci arrivano dall'Ucraina e di cui abbiamo parlato nella prima parte del nostro telegiornale. Ma certo è che comunque in molti, magari soprattutto per offrire anche qualche momento di leggerezza proprio ai più piccoli, ai bambini, stanno arrivando a Venezia per questa giornata di Carnevale, ultima giornata di Carnevale. Federico, intanto buona giornata, buongiorno. Com'è allora la situazione a Venezia? Buongiorno Marta, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Ecco, per chi non riesce a venire a Venezia, ci siamo noi un po' a raccontarvi quello che sta accadendo. Dicevi bene, in realtà ecco, un afflusso alle mie spalle, vedete, l'avrete sicuramente riconosciuta, grazie a Paola Barbato per l'inquadratura, è la scalinata della stazione di Venezia Santa Lucia. Da qui arrivano i treni, arrivano diciamo i turisti che con il treno arrivano dalle varie città del Veneto. Guarda, la prima impressione è che ci sia tanta gente, ma non tantissima, e una percentuale piuttosto bassa di maschere. Qualche bambino, qualche adulto, le famiglie, come dicevi, sicuramente la voglia di portare i più piccoli a passare qualche ora, a trascorrere qualche ora un po' di leggerezza, e quindi insomma sono certamente più i bambini con coriandoli e costumi, però anche qualche adulto non manca. Diretti tutti a San Marco, anche se in realtà sappiamo che in questi 18 giorni di Carnevale, oggi è l'ultimo, un po' il motivo dominante è stato il Carnevale diffuso, quindi non concentrato in Piazza San Marco, ma insomma tanti spettacoli nelle varie zone della città, proprio per evitare gli affollamenti e gli assembramenti. Anche oggi gli ultimi spettacoli all'Arsenale, per esempio, con gli spettacoli sull'acqua, poi questa sera al Teatro La Fenice il concerto, e poi gli artisti di strada che sono disseminati in varie zone di Venezia. Quindi insomma tanta gente, ma per il momento non ci sono particolari problemi nemmeno di traffico, chiamiamolo così, pedonale, problemi che ci sono stati invece per qualche momento della giornata nel fine settimana, sabato e domenica, si è arrivati a quasi 200.000 persone. Poi c'è questa notizia insomma di ieri di cui un po' parlano tutti oggi, i controlli della Guardia di Finanza alle feste, le feste più diciamo rinomate, per controllare che fossero organizzati in maniera regolare e anche non ci fossero irregolarità, scusate il gioco di parole, nel servizio, quindi nel catering cosiddetto, ma anche tra i lavoratori. In realtà qualche lavoratore in nero è stato trovato, magari lavoratori assunti ma pagati in nero, quindi con pagamenti non tracciabili. Non va bene. Oggi torniamo un po' su questo argomento, il nostro Nicola Marcato sta approfondendo soprattutto l'aspetto lavorativo, quindi poi questa sera con i sindacati faremo il punto della situazione, cercheremo di capire che tipo di contratti vengono applicati a queste persone. Comunque sostanzialmente non molte le irregolarità rispetto al numero di controlli fatti, che ovviamente è bene che ci siano. Ecco, quindi ultima giornata oggi con martedì grasso, direi comunque una Venezia che risponde in maniera tranquilla, senza eccessi. Tra l'altro c'è anche un bel sole che aiuta ovviamente. Peraltro lo sappiamo quanto la città stia contando su questi eventi per risollevarsi dal difficilissimo periodo che ha attraversato tutto l'intero comparto turistico veneziano nei 2 anni della pandemia, e insomma le informazioni che sono arrivate in questi giorni dal settore alberghiero sono buone, no? Federico, abbiamo, si diceva proprio sabato, un 80% di camere occupate
a Venezia, per cui insomma un po' di soddisfazione, anzi più che un po' c'è in città e si spera naturalmente che questo sia l'inizio di una stagione di ripresa per la città lagunare, seppur con queste nubi che ovviamente si addensano su tutto l'intero settore turistico, ovviamente a causa della guerra in Ucraina e di questa incertezza su quello che sarà il futuro, no? Sì, guarda, ti confermo l'80% di occupazione degli alberghi, che è diciamo un dato piuttosto alto, e anche insomma il sentimento comune è che insomma, se qualcuno, ai commercianti, chi lavora in questi giorni a pieno ritmo, se gli si fa l'osservazione che tanta gente porta ad assembramenti, insomma la risposta è: dopo 2 anni di difficoltà forse è meglio qualche leggero assembramento, magari gestito con attenzione, piuttosto che il deserto, chiamiamolo così, dei mesi scorsi. Quindi insomma meglio essere chiamati a gestire una situazione che comunque, ti ripeto, non è assolutamente caotica, quindi sono assembramenti, diciamo così, per modo di dire. Abbiamo visto molti che tra l'altro appena si radunano più persone estraggono la mascherina, la indossano, quindi direi che al momento veramente è una situazione positiva, serena, c'è anche una giusta allegria che insomma non guasta, ecco Marta. Grazie, allora io ti ringrazio Federico per questo collegamento, buon lavoro naturalmente a te e a Paola Barbato in questo martedì grasso, questa ultima giornata di carnevale a Venezia. Grazie, ciao. Buon lavoro. Ancora noi ora andiamo a Treviso perché abbiamo in collegamento dalla redazione la collega Daniela Sizzia per una notizia che riguarda l'Italia intera ma anche la nostra regione ed è collegata a falsi Green Pass. Buongiorno Daniela. Buongiorno Marta, buongiorno anche ai telespettatori. Sì, l'hai detto tu, è una maxi operazione che è stata condotta dalla Procura di Termini Imerese in Sicilia. In pratica sono 25 le persone indagate, acquistavano i Green Pass falsi, un sistema davvero molto semplice e collaudato. Le persone che volevano i Green Pass falso, che oltretutto ovviamente sono persone Novax, accedevano tramite un'app Telegram, si mettevano in contatto con i venditori, poi fornivano la loro tessera sanitaria, ovviamente con il pagamento di ben 300 euro in criptovalute acquistavano il Green Pass falso. Come vi ho detto, sono 25 persone indagate in tutta Italia, sono 10 le province colpite, nel Veneto ci sono la provincia di Venezia e la provincia di Treviso. Di tutto, ci sono titolari di panifici, ci dovrebbe essere anche un esponente delle forze dell'ordine nel nord Italia, ma anche ragazzini, perché famiglie intere acquistavano il Green Pass con degli sconti famiglia. Addirittura una persona è arrivata a pagare 1.300 euro per acquistare questi Green Pass. Cosa succedeva? Green Pass che loro ovviamente utilizzavano come fosse un Green Pass reale, vero. Le indagini sono arrivate alla procura tramite anche qualche segnalazione. È scattata dunque questa maxi operazione, il blitz delle forze dell'ordine, della polizia, insieme anche alla polizia giudiziaria. E adesso le indagini continuano ovviamente perché sono stati sequestrati non solo ovviamente tutti i Green Pass cartacei ma anche tutti i tablet oppure i telefonini che dove erano stati scaricati questi Green Pass che sono stati ovviamente sequestrati, questo ovviamente, e indagini continuano perché potrebbe allargarsi a davvero questo numero di 25 persone, perché probabilmente ce ne sono altre che lo hanno acquistato. E anche ragazzini che andavano regolarmente a scuola e che avevano a disposizione questo Green Pass, che era un Green Pass falso. Grazie Daniela. Allora naturalmente torneremo ad aggiornare i nostri telespettatori sull'evoluzione di questa indagine partita dalla Sicilia, dicevamo da Termini Imerese, ma che appunto si è allargata a tutta Italia sui Green Pass falsi acquistati a 300 euro, no Daniela, se non sbaglio, certo, 300 euro all'uno attraverso appunto questa rete di cui ci hai parlato. Grazie a Daniela Sizzia, buon lavoro naturalmente
naturalmente anche a te e buona giornata alla redazione di Treviso. Noi ora torniamo a parlare del dramma dell'Ucraina, del dramma della guerra. Lo facciamo con Luca Pezzullo, che è il presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Perché è stata messa in campo un'iniziativa, possiamo dire di solidarietà, anche questa, che partirà in Veneto proprio domani. Buongiorno Presidente, intanto vuole raccontarci, allora vuole spiegarci di che cosa si tratta? Intanto buongiorno, sì, partirà a brevissimo. Come sappiamo, insomma, l'emergenza che sta avvenendo, l'emergenza in Ucraina è impattante per tutti noi, ma come Ordine degli Psicologi ci siamo posti il problema anche di quello che poteva essere l'impatto psicologico sui cittadini ucraini che risiedono in Veneto. In Veneto ci sono quasi 20.000 cittadini ucraini che sostengono la nostra società, la nostra economia, che sono con noi da anni e che chiaramente in questo momento sono sotto forte pressione psicologica per la situazione che stanno vivendo le loro famiglie, le loro case lontane. E quindi abbiamo pensato, assieme all'Università di Padova, abbiamo contattato l'Università di Padova e il servizio di emergenza psicologica avviato dai dipartimenti psicologici per proporre loro di collaborare nell'avvio di un servizio gratuito di consulenze psicologiche online per tutti i cittadini ucraini in Veneto che ne sentissero la necessità, proprio con uno scopo di solidarietà sociale in un momento purtroppo eccezionale della nostra storia, condivisa come cittadini europei. Ecco, quindi Presidente, di fatto diciamo come si articolerà questo progetto nelle varie province e cosa deve fare chi volesse poter usufruire appunto di questo supporto psicologico in questo momento che appunto l'abbiamo visto dalle tante testimonianze che abbiamo raccolto nei nostri telegiornali, è davvero molto, molto difficile per tante persone. Lo è per Purtroppo noi, sì. Figuriamoci per loro, no? Infatti, assolutamente. Allora, sarà sufficiente andare sulla pagina Facebook del Servizio Emergenza Psicologica dell'Università di Padova o andando a recuperare i numeri di telefono sulle locandine che saranno a disposizione sul sito dell'Ordine degli Psicologi, www.ordinepsicologiveneto.it, oppure sui siti dei dipartimenti di psicologia dell'Università di Padova. Lì saranno a disposizione tutte le informazioni, gli indirizzi email, i numeri di telefono, la pagina Facebook a cui fare riferimento, a cui da domani si inizieranno appunto a raccogliere le prenotazioni e a avviare le attività di supporto psicologico gestite dal personale che io ringrazio sentitamente delle scuole di specializzazione in psicologia dell'Università di Padova. Ecco Presidente, ovviamente dicevamo un impatto psicologico sicuramente fortissimo sulle persone che vivono nel nostro territorio, che peraltro poi per la maggior parte sono donne impegnate nell'assistenza degli anziani, dei disabili, no? Sono le cosiddette badanti che lavorano da anni nel nostro territorio, no? Quindi un impatto sicuramente molto, molto forte. Dicevamo appunto queste persone che lavorano nelle nostre case, che lavorano nelle nostre famiglie, quindi diciamo anche noi tutti come cittadini, che cosa possiamo fare, come dobbiamo porci di fronte a delle persone che stanno vivendo una situazione così difficile come loro. Guardi, ha detto giustamente, ci sono 20.000 persone che si stanno prendendo cura di noi e dobbiamo prenderci cura di loro in questo. Molto spesso il lavoro delle badanti, che rappresentano l'80%, sono donne, l'80% dei cittadini ucraini in Veneto, poi ci sono però operai, studenti, imprenditori, lavoratori di varia natura, non sono solo badanti, però appunto l'80% sono donne, effettivamente, quindi questo ci rappresenta un'importante percentuale di donne e di badanti in questa popolazione, stanno lontane per spesso mesi dalle loro famiglie, dalle loro case, in questo momento giustamente sono in una situazione di difficoltà e l'iniziativa proprio ha questo nome, se vogliamo, prendiamoci cura di chi si prende cura di noi. In questo momento mostrare anche una solidarietà, una comprensione per questi aspetti diventa importante, normalizzare, far capire che è normale sentirsi a disagio in una situazione del genere e far sentire che c'è una forte solidarietà, che noi non lasceremo soli loro, così come loro non lasciano soli noi. Ecco, questo è un messaggio che dobbiamo passare e questa situazione in sé tragica ci deve aiutare a ricordarlo.
dimenticarlo, siamo sempre insieme. La solidarietà sociale è spesso come dire, la cura migliore rispetto ai traumi che in questo momento una situazione del genere porta con sé. Trauma deriva dalla sua etimologia proprio da separazione, divisione. Il trauma c'è quando ci separiamo, quando ci sentiamo soli davanti a qualcosa di grande e spaventoso. Allora sentirsi vicini, sentirsi insieme è qualcosa che ci cura, ci guarisce profondamente. Ecco Presidente, io approfitto di questa possibilità insomma, di averla in collegamento con noi per farle anche un'altra domanda relativa a come affrontare quanto sta succedendo nelle nostre case, nelle nostre famiglie con i nostri figli, perché ovviamente ne abbiamo parlato tante volte in questi ultimi 2 anni, insomma la tenuta psicologica delle persone in questi 2 anni di pandemia è stata messa a dura prova, soprattutto quella dei ragazzi, dei più giovani, che ora si trovano nuovamente di fronte a questa guerra che non ci si aspettava, quindi ad una situazione sicuramente destabilizzante anche proprio dal punto di vista psicologico. Qual è il vostro suggerimento proprio per affrontare questo tema, per parlarne con i più giovani? Le immagini le vediamo ogni giorno nei telegiornali e vediamo tante immagini anche proprio di bambini e di ragazzi in fuga dalla guerra, che hanno un impatto anche su di noi, no? che osserviamo questa situazione così drammatica. Assolutamente sì. Una delle cose più importanti è aiutare i bambini a parlarne, nascondere le informazioni, dire guarda non ti preoccupare, non c'è niente, non ne parliamo eccetera, non aiuta, perché i bambini chiaramente sentono che c'è qualcosa di importante nell'aria, ne parlano tra di loro nelle scuole, sentono comunque notizie, telegiornali. Allora la cosa di base, la cosa principale è parlarne con molta tranquillità, chiedere loro che cosa non capiscono o non sanno della situazione e cercare di spiegarlo loro, di condividerlo con loro in termini ovviamente molto semplici, in maniera molto chiara, ma permettendo loro, legittimando, diciamo così, la loro espressione di emozioni spaventate, impaurite, confuse, che in un certo senso echeggiano anche quelle degli adulti. Allora normalizzare queste emozioni, permettere loro di pensare che c'è sempre un contenitore sicuro con la mamma, col papà, con i nonni, per poterne parlare, questo è già un primo elemento importante. Non far finta di niente, non minimizzare, ovviamente in maniera tranquilla e chiara. Una cosa importante però è anche segnalare ai bambini che non c'è solo una storia di una narrazione di disperazione e di paura, c'è anche, ed è questo fondamentale, ricordare loro che ogni volta che c'è un'emergenza, un rischio, un pericolo, c'è chi si attiva per aiutare. Allora un vecchio detto che a me piace molto è che in ogni situazione di pericolo non bisogna guardare chi è spaventato o chi sta facendo del male, ma anche guardare chi si sta attivando per aiutare e far sentire che anche i bambini e i ragazzini possono in un certo senso dare un loro contributo, scrivendo delle lettere, dando piccoli contributi nelle raccolte di oggetti, di regali per i bambini ucraini che stanno arrivando in Italia, farli sentire partecipi, coinvolti. Se siamo partecipi, coinvolti, diamo legittimità alle parole e alle emozioni, gli permettiamo di essere verbalizzate e tradotte in azioni concrete di aiuto. Questo aiuta a ridurre la nostra ansia, aiuta a farci percepire come membri attivi di una comunità che si sta attivando per aiutare e risolvere i problemi. Ecco, quindi questo senz'altro è davvero molto importante. Io Presidente la ringrazio per essere stato con noi. Ricordiamo dunque questa iniziativa che partirà da domani, sostegno psicologico offerto gratuitamente, lo ricordiamo, agli ucraini, alle persone ucraine che vivono nella nostra regione. Grazie all'Ordine degli Psicologi che appunto ha messo questo servizio a disposizione in collaborazione con la scuola universitaria di specializzazione di area pedagogica dell'Università psicologica dell'Università di Padova. Grazie al dottor Luca Pezzullo, un saluto, buona giornata. Grazie, buona giornata. Ecco, dicevamo no, di queste storie, di questi racconti che creano sicuramente ansia, ma che possono in qualche modo anche stimolare questa macchina della solidarietà che abbiamo visto nel corso dei nostri telegiornali si sta mettendo in moto davvero in maniera molto vasta. Ecco, sentiamo quindi ora
alcune delle testimonianze che il collega Christian Arboit ha raccolto a Conegliano, dove questa mattina è arrivato questo primo pullman con a bordo una settantina di persone in fuga dall'Ucraina. Soprattutto abbiamo visto, anzi quasi esclusivamente, donne e bambini. Sentiamo quindi prima l'intervista a Elena, questa giovane ucraina residente a Vittorio Veneto, che è stata un po' l'anima di questa iniziativa. Sentiamo. Si riparte oggi, stasera ripartiamo, perché abbiamo già un gruppo da 80-90 persone pronte che ci aspetta, che hanno già prenotato i posti nella nostra corriera e alcuni già per il terzo viaggio. Per quello noi cerchiamo non riposiamo, andiamo di nuovo perché la gente c'è. Quindi partite già stasera? Già stasera partiamo, sì. E cos'è che ti spinge a fare questo? Perché so che sei tu che stai organizzando tutto, stai coordinando tutto. Cos'è che ti spinge a fare questo? La mia natura umana. Come si può fare in un altro modo? Sono una mamma anch'io, prima di tutto portiamo bambini, portiamo via. Quello che ho dentro di me, quello che è più forte di me, mi ha cambiato anche i miei progetti. Ho qui 2 bambini, anch'io piccoli ancora. I 2 bambini sono con te qui in Italia? Sì, con papà. C'è bisogno dei volontari, ma non di qualsiasi cosa, perché mi chiamano anche tanti italiani, chiedo di non chiamare direttamente me, ma radunarsi, avere già tutto raccolto è quel che serve, perché cibo serve pochissimo, non mangiano ancora, bisogna so già, io che ho fatto il primo giro, so già dire cosa serve, un po' di medicine, un po' di acqua e via. Ecco, quel che serve normalmente, perché abbiamo scoperto un problema, loro sono tutti un po', si imbarazzano a parlare di questo, ma dal primo giorno, dalla prima notte dall'inizio della guerra hanno bloccato tutti i conti, tutte le banche, tutto quanto, anche tutte le macchine delle banche, e allora nessuno può prelevare i soldi, tanti sono partiti senza contanti, senza euro, il problema molto importante è adesso farli arrivare in quel posto, qualcuno a Neapoli. Noi scarichiamo qua in nord e dopo ripartiamo, così riusciamo a fare di più. La gente che è qui, voi, prima cosa che potete fare è o portare con le macchine o prendere il biglietto per portarli a Napoli, a Roma, dove hanno parenti, amici, qualcuno dove si fermano, ecco. E questo è il problema, perché loro non parlano, sono senza soldi, senza la lingua, spaesati, con bambini piccoli in braccio, bisogna proprio accompagnarli e proprio dare a quelle persone dove abiteranno. Ecco, allora questa è la testimonianza che è stata raccolta poco fa a Conegliano da Christian Arboit, che vedo nuovamente in collegamento. Christian, buongiorno, dove sei ora? Buongiorno Marta, mi trovo a Vittorio Veneto, alla ristorazione Ottavian, perché tutto è partito da questi imprenditori, di fatto tra sabato e domenica, accanto poi a Battistuzzi, e prima appunto abbiamo parlato proprio con Vito e Adriano Battistuzzi. Questa gara di solidarietà che si è innescata, adesso il pullman con i rifugiati che sono arrivati questa mattina e che sono rimasti, perché tanti hanno già riabbracciato i loro familiari italiani, sono partiti chi per Bologna, chi per la Sardegna, chi per Napoli. Quelli rimasti e che di fatto saranno smistati poi nel pomeriggio stanno facendo tappa qui appunto alla ristorazione Ottavian per rifocillarsi, di fatto panini, qualcosa di caldo, dell'acqua, e ci sono anche tanti cittadini italiani e non. C'è Oksana qui con noi, la signora Oksana con cui abbiamo parlato poco fa. Oksana è una signora ucraina che ha voluto esserci questa mattina.
Volevo aiutare, dare qualche mano, mi piace aiutare, però non mi piace tanto parlare e fare vedere che io aiuto. Lei mi disse che in questi giorni è stata in contatto con sua sorella e i suoi genitori. Sì, anche loro scappate in Germania. Adesso si trovano in Germania. Sì, adesso in Germania loro, sì. Non so. Lei è anche in contatto con i suoi amici, con i suoi familiari che sono rimasti in Ucraina? Sì, anche ho messo una famiglia in casa mia perché io in Ucraina ho casa. Una città non è piccola, così come Pordenone, in centro, una casa grande. Io ho messo dentro una famiglia che vive questi giorni, diciamo. Lei prima mi diceva, se fosse per me io partirei. Lei andrebbe in Ucraina? Anche parto adesso, sì, 2 giorni fa. Proprio mattina alzata e sentivo come vado. Voglio andare e basta. Voglio andare in Ucraina, però anche i miei amici mi hanno detto tu serve per noi là. Se riesci qualcosa a aiutare da là, qualcosa a spedire, non so. Lei questa mattina si è presentata con pannolini, frutta, succhi di frutta, sì, acqua. Signora, quella che con bambini. Alla signora Elena, certo. Serve qualcosa così. È andata al negozio. Mi ha fatto rifornimento. Grazie signora, grazie. Basta vieni in pace. Ci sono comuni cittadini, ma c'è anche il primo cittadino, ci sono anche le istituzioni, c'è c'hai un altro, il sindaco di Vittorio Veneto. No, prego. Sì, prego. Esattamente, il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto. Sindaco, anche lei la sua una testimonianza importante. È una gara di solidarietà che si è instaurata praticamente stanotte, perché le prime richieste specifiche sono arrivate all'1:30 di questa notte e già alle 2 avevo sgrezzato un pochettino la situazione. Fondamentalmente si tratta di ricongiungimenti familiari, praticamente moltissimi ucraini e ucraine stanno lavorando qua da noi e naturalmente ci sono dati da fare per ricongiungere, per riportare qua i loro cari. Un primo viaggio appunto si è esaurito adesso, era di 72 persone, non so se li avete dati, gran parte donne e bambini con i fabbisogni specifici, e adesso c'è l'ultima corsa verso le destinazioni finali. Nell'elencazione c'era uno destinato a Mestre, 3 a Roma, 18 a Napoli, 4 a Sacile, 4 a Cozzuolo, 4 a Brescia, un po' dappertutto, ecco così, 3 a Cagliari. E alla spicciolata, grazie appunto all'aiuto di tanti che sono intervenuti, sono già partiti, siamo ormai agli sgoccioli, sono gli ultimi che stanno per partire per la loro destinazione. E quindi come comune avete messo a disposizione un attimo le vostre strutture per fare un po' di... I mezzi nostri stanno per arrivare per vedere se c'è un qualche sfrido alla fine di qualcuno che resta non servito. Ottavian e i signori Franceschetto naturalmente per primi sono intervenuti finanziando questo primo viaggio, ma abbiamo visto che anche i nostri camionisti del Katav hanno offerto un pieno di un mezzo di questo tipo, che vuol dire già 1.200 euro stato di gasolio. Sono scesi, sono stanchi, molto stanchi, tranquillizzati un pochettino, ma sono provati da questo viaggio. Non potrebbe essere altrimenti. Grazie Sindaco, grazie davvero. Allora io Marta con Simone Merlo ti lascio con questa immagine, con questo viaggio della speranza, della solidarietà che è terminato qui a Vittorio Veneto, tra Conegliano e Vittorio Veneto. 15 ore di viaggio, 48 tra andata e ritorno, un viaggio per certi versi anche rocambolesco, non sarà l'ultimo perché domani si riparte probabilmente nel pomeriggio. Come hai sentito c'è una vera e propria gara di solidarietà per sostenere le spese vive e poi appunto anche per accogliere tutta questa marea umana che preme sul confine tra Ucraina e Polonia. Marta, da Vittorio Veneto è tutto, ti
restituisco la linea. Grazie a te Cristian e a Simone Merlo per questi collegamenti che ci stanno documentando in diretta la situazione, l'arrivo di questi rifugiati nella nostra provincia. Io saluto ora il nostro prossimo ospite, vedo che si è collegato il dottor Alessandro Gava, presidente della LILT di Treviso. Buongiorno dottor Gava. Perché la LILT di Treviso? Perché in questi anni c'è stato un importante progetto di giocare in corsia proprio in Ucraina per aiutare i bambini, i malati oncologici che purtroppo, lo sappiamo, in Ucraina sono anche in una percentuale molto più elevata rispetto al resto dell'Europa per il disastro nucleare di Chernobyl. Ecco, dottor Gava, innanzitutto che effetto le fanno le immagini che vediamo in questi giorni, no? Di questi profughi, di questa marea umana, soprattutto di mamme e bambini in fuga dalla guerra? Sicuramente sono emozioni forti, quelle che possiamo apprezzare dalle immagini che arrivano dall'Ucraina, che arrivano dalle colonne di profughi, e però d'altro canto anche tutto questo impegno del mondo del volontariato che si sta prodigando per cercare di creare delle soluzioni più favorevoli per queste persone così svantaggiate. E la LILT col progetto Giocare in Corsia, che era nato ancora nel 94, era nato proprio con l'intenzione di aiutare una bambina bulgara che aveva avuto bisogno di cure, e poi questo progetto, da questa bambina che non ce l'ha fatta, è decollato, ha creato una rete importante di volontari che adesso sono arrivati a 150, che fa animazione in modo costante nel dipartimento pediatrico del nostro ospedale. E nel 2011 ci fu una richiesta da parte di una fondazione che operava in Ucraina per capire se potevamo essere artefici di un progetto simile, per cui nel 2011 un gruppo di volontari di Giocare in Corsia di Treviso, guidato da Roberto Michelon, si recò a Kiev e per una settimana nei ospedali neuro-oncologici pediatrici di Kiev fornirono un'attività di animazione. Questa attività si è poi convertita anche, oltre che in un'azione diretta a favore dei bambini per rendere meno pesante, meno gravoso il ricovero dei piccoli bambini ricoverati, in un'attività anche di formazione, perché il mondo del volontariato non era diffuso in quella regione. E allora si propose un corso di formazione per persone che volessero diventare a loro volta volontari e che proseguissero durante tutto l'anno questa attività. E figuratevi che nel corso di 9 anni di missioni, dal 2011 al 2019, perché purtroppo poi il Covid ha bloccato di nuovo tutto, sono stati formati oltre 300 volontari provenienti da varie regioni dell'Ucraina e qualcuno anche dalla Bielorussia e dalla Siberia. E quindi si sono creati poi dei gruppi di volontari che sul modello di Giocare in Corsia proponevano l'animazione in vari ospedali dell'Ucraina e anche della Bielorussia e poi della Siberia. Ecco, voi siete rimasti in contatto con questi volontari. Certo, la pandemia degli ultimi 2 anni, appunto lo diceva, ha reso ovviamente difficili le comunicazioni interpersonali, ma comunque insomma fortunatamente la rete in questo caso, no, ha dato grandi possibilità. Sì, erano 1 o 2 missioni all'anno quelle che i nostri volontari facevano, e naturalmente, come accennavi, il problema del Covid ha reso poi tutto più difficile. Ci sono ancora dei contatti personali, è evidente che in questo momento quello che è fondamentale è riuscire a creare dei corridoi per cui persone, sia bambini ma anche adulti che sono in cura, possano non interrompere le loro cure e poter venire a giovarsi delle strutture anche del nostro territorio. Bene ha fatto la Regione a fare questa proposta, e noi stiamo cercando di capire come la LILT può essere di supporto per dare una possibilità in più ai piccoli e grandi pazienti che si trovano in una situazione difficile dal punto di vista di poter eseguire le cure in sicurezza, di poter venire anche nel nostro paese ed espletarle nella nostra regione.
Certo, infatti abbiamo sentito proprio ieri, peraltro dalle parole del presidente della regione Zaia e dell'assessore Lanzarin, come anche il sistema sanitario veneto si stia attrezzando proprio per accogliere le persone che hanno dei problemi di salute, ovviamente fornire loro l'assistenza necessaria. Sappiamo che ci sono delle persone malate di tumore che quindi hanno bisogno di proseguire, di continuare le loro cure, no? E quindi ovviamente far sì che possano continuare a curarsi qui nel nostro paese. Lei accennava, state ancora vedendo, ma ha in mente già qualcosa che come l'ILT diciamo potreste fare? Noi ci stiamo confrontando perché mi è piaciuto molto questa disponibilità che poi è trasversale, interessa tutte le parti politiche, per cercare di dare risposta a quelle che sono le necessità di cura dei nostri amici ucraini. È evidente che l'animazione in questo momento passa in secondo piano. Quello che cerchiamo di capire è se la nostra associazione anche a livello regionale può dare una mano per favorire dei corridoi, per dare alloggio, per dare supporto, per dare trasporto, perché abbiamo anche questi strumenti a cittadini che vengono a curarsi nella nostra regione. E quindi sono molto soddisfatto di questa risposta che stiamo dando, di questo sentimento comune che sta emergendo, per cui mi auguro che anche la nostra associazione possa dare un supporto in quello che sono le nostre modalità operative, in quello che è possibile fare in questo periodo. Certo, senz'altro, e comunque pensando ai bambini anche giocare in corsia comunque ha una grossa importanza, no? Perché purtroppo per i più piccini, peraltro che si trovano ad affrontare oltre alla malattia anche questo trauma devastante della guerra, chiaramente è un aggravio in più, insomma, no? Una situazione ancora più problematica e difficile per questi bimbi. E certo, se arriveranno dei bambini, senz'altro i nostri volontari di giocare in corsia saranno disponibilissimi per cercare di fare la loro opera, come l'hanno fatto anche nella campagna vaccinale, per aiutare i bambini più piccoli a vaccinarsi senza traumi. Saranno senz'altro in grado di dare una risposta di conforto e di supporto anche a questi piccoli pazienti che arriveranno in Italia e nella nostra regione. Ecco, dottor Gava, dicevamo all'inizio, no, che purtroppo in questa zona, in questa regione dell'Ucraina, in particolare quella limitrofa appunto alla centrale di Chernobyl, ancora oggi si pagano, e soprattutto i bambini, no, pagano gli effetti delle esposizioni alle radiazioni dovute all'incidente alla centrale atomica. State ancora seguendo, comunque arrivano ancora numerosi casi? Io ricordo, no, negli anni '80 quanti bimbi arrivavano qui in Italia, malati ma anche non, proprio per essere aiutati a, tra virgolette, disintossicarsi da questa drammatica tragedia che aveva colpito ancora una volta quella zona dell'Ucraina. Sì, aveva un significato allora perché erano questi bambini che stavano crescendo e quindi avevano bisogno magari di fare dei periodi, come dicevi, di disintossicazione, cercando di eliminare traccianti radioattivi che erano entrati nel loro corpo. Adesso sono passati più di 35 anni ormai dal disastro di Chernobyl e purtroppo non abbiamo dati molto precisi su quella che è l'incidenza dei tumori pediatrici in Ucraina, perché il registro tumori richiede un'organizzazione molto molto strutturata. Però i nostri volontari vedevano molti bambini che avevano difficoltà in effetti a trovare risposta dal servizio sanitario, che in Ucraina il servizio sanitario pubblico non è paragonabile a quello che offre il nostro paese, per cui anche dare la possibilità di ricevere cure efficaci in un paese che ha le strutture come il nostro penso sia una risorsa fondamentale. E i bambini sono uguali in tutto il mondo, quindi le malattie che sviluppano sono simili. Diciamo che quelle che si possono legare a quella contaminazione radioattiva sono anche, oltre ai tumori tipici dell'infanzia, anche alcuni tumori tiroidei che sono invece più rari nella prima infanzia.
Dottor Gava, io la ringrazio davvero per essere stato con noi e per averci aiutato, insomma, a capire che c'è anche quest'altra faccia, no, della realtà drammatica che sta colpendo questa popolazione ora in fuga dalla guerra. Grazie e buon lavoro ad Alessandro Gava, presidente della LILT di Treviso. Un saluto, grazie. Grazie, grazie. Ecco, allora noi ritorniamo alle testimonianze di queste persone in fuga dalla guerra, perché il nostro Christian Arboit ci ha mandato anche delle altre interviste. Ne vediamo una a Katarina. Katarina, una donna ucraina che vive nella nostra provincia e si è messa subito a disposizione per aiutare queste persone. Sentiamo la sua storia. Sono venuta a prendere mia figlia e io lavoro in Veneto, vicino a Asolo e Maser, provincia di Treviso. E loro 3 giorni erano viaggi, ero molto preoccupata, però adesso finalmente è arrivati suo marito e mio figlio rimasti lì. Combattere e difendere il suo paese dove abitano. Ci sono sirene, si sente tutto e quando sentono sirene vanno a nascondere sotto casa perché abito un appartamento da 4 piani. Però per il momento tranquillo. Poi può succedere tutto, non sono tutti tranquilli. La priorità era portare a casa, quindi 2 nipoti? Sì, perché il mio genero ha voluto che loro scappano per proteggere loro. Adesso li porta a casa Maser? Sì. Adesso ho un compagno qua che ho ospitato a sua casa e vanno a vivere lì. Poi con tempo si vedrà. Bisogna sistemare prima documenti, non sappiamo. Speriamo andrà tutto bene, è importante a loro qui. L'Italia è stata brava, è stato bravo tutto il mondo che ha aiutato noi perché non siamo meriti noi quello che è successo, perché noi siamo un popolo molto pacifico, molto bravi, grandi lavoratori, penso non meritiamo questo. E dispiace tutto per figli. Spero che non succeda mai in nessun mondo queste cose che è successo con noi, perché non è facile. Dobbiamo cominciare da capo, da zero. Speriamo, importante c'è posto dove dormire, dove vivere, poi piano piano penso cose risolvono. Può darsi decidono di tornare un giorno al suo paese. Ecco, allora proprio per quanto riguarda i profughi ucraini c'è anche un'altra notizia che ci arriva sempre dalla provincia di Treviso, perché le rappresentanze sindacali interne dello stabilimento Electrolux di Susegana, come ipotizzato nel corso delle assemblee che si sono svolte ieri, oltre a favorire altre iniziative a favore del popolo ucraino già in corso, propongono un incontro in tempi rapidi con la direzione per valutare la possibilità di destinare su base volontaria ore di ferie o di permessi retribuiti dei dipendenti di Susegana ed eventualmente anche con una quota aggiuntiva della stessa società Electrolux a favore dei colleghi operai e impiegati dello stabilimento Electrolux in Ucraina. Lo si legge quindi in una nota firmata oggi da tutte le organizzazioni sindacali metalmeccaniche dello stabilimento trevigiano. E c'è poi un'altra notizia che arriva dalla Biennale di Venezia. La Russia non parteciperà alla prossima Biennale d'arte di Venezia. Gli artisti russi hanno rinunciato ad esporre le proprie opere. Abbiamo anche le immagini in segno di protesta contro l'invasione dell'Ucraina. Non c'è posto per l'arte quando i civili muoiono sotto il fuoco dei missili, hanno scritto, e chi protesta in Russia viene ridotto al silenzio. Il curatore del padiglione ha rassegnato le proprie dimissioni esprimendo ammirazione e gratitudine ai 2 artisti. L'Ucraina ha invece confermato la propria partecipazione alla Biennale di Venezia. Ed abbiamo anche un'altra notizia di cronaca
che arriva da Padova. Il capocentro di Padova dei servizi segreti interni, Massimo Stellato, è indagato per rivelazione del segreto d'ufficio e l'ufficiale colonnello della Guardia di Finanza avrebbe rivelato a Domenico Mantoana, ex dirigente della Sanità Veneta ed attuale direttore dell'Agenas, di essere intercettato in un'indagine segreta della Procura di Padova. L'incontro tra i due avvenne nel 2020 in provincia di Vicenza, pertanto il fascicolo è stato trasferito da Padova alla Procura Berica. Eccolo, ora noi abbiamo in collegamento telefonico Giuliano Secco, aiutatemi se sbaglio, che è il presidente dei tessili della Confartigianato della Marca Trevigiana. Buongiorno Secco. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, allora perché parliamo di questo? Perché è notizia di questi giorni, notizia di cronaca di questi giorni, quella di un laboratorio lager, così è stato chiamato, che è stato chiuso dalla polizia proprio perché all'interno vi erano delle condizioni di lavoro davvero inaccettabili. Ecco, alla diffusione, no, di questa notizia, Secco, voi come rappresentanti dei laboratori tessili artigiani della provincia di Treviso vi state ribellando, no? Dopo tanto lavoro che avete fatto, voi artigiani onesti risultate fortemente penalizzati da situazioni come queste. Sì, ormai guardi, io non parlerei neanche più di questi laboratori che si trovano quotidianamente in giro, non solamente che nel Veneto, in tutta Italia. Il problema è un problema molto più ampio, molto più serio, cioè non viene premiato chi lavora onestamente, perché allora l'altra settimana hanno trovato un laboratorio con 20 dipendenti che prendevano 50 euro al mese, quindi sfruttati. 2 mesi fa ne hanno trovato un altro, sempre qui in provincia di Treviso, con 27 dipendenti su 32 in nero. Quindi questi lavoravano come quelli che hanno trovato la settimana scorsa, lavorano in nero, non pagano tasse, non pagano contributi e fanno un danno enorme alle nostre aziende. Teniamo presente che quello che a me più dispiace, allora io ringrazio le forze dell'ordine per tutto il lavoro che fanno e vanno, però purtroppo quello che succede dopo, se uno ti risponde pago 40.000 euro di multa perché devo riavere il lavoro, forse allora bisognerebbe capire dove si può veramente colpire questo sistema. Se questo è disposto a pagare 40.000 euro, che fatto 2 conti che ho fatto io, ha evaso all'incirca 1 milione di euro, quindi di pagare 40.000 euro, se mettono una multa a me di 40.000 euro, chiudo, ne do la casa, chiave, campanone e tutto. Questi 40.000 euro li hanno pagati nel giro di 3 giorni e da notizie che ho, fonte giusta e attendibile, il giorno dopo lui stava già lavorando. Quindi perché? Perché aveva da fare le consegne della merce. Allora, se noi troviamo queste persone, io sto portando avanti anni ormai anche a Roma, che la merce non deve essere restituita a queste persone, perché se io non restituisco la merce non rendo più appetibile questo laboratorio. Certo, quindi è proprio una concorrenza sleale, lei giustamente dice, nei confronti di tutti coloro che rispettano le regole, certo. Guardi, Secco, io la saluto, la ringrazio davvero, perché purtroppo, non essendo un collegamento video con il telefono, non la sentiamo neanche benissimo. Magari avremo modo di riparlare un'altra volta di questo tema, che è sicuramente di grande interesse, di grande attualità, visto comunque anche le dimensioni del fenomeno, no? nel nostro territorio. Vorrei ritornare a parlare dell'accoglienza dei profughi dall'Ucraina, perché ieri noi siamo stati negli alloggi che l'Associazione Industriali di Treviso ha messo a disposizione dei profughi ucraini che stanno appunto arrivando in queste ore. Vediamo quindi.
I materassi imballati, le sedie sul tavolo, bagno e cucina puliti a fondo. In via Tintoretto a Roncade gli alloggi di Assindustria sono pronti a nuove emergenze abitative e non solo di lavoratori di questa o quell'azienda. Gli sbarchi di Lampedusa prima, la fuga dall'Afghanistan poi, ora la guerra in Ucraina, l'associazione industriali torna a rispondere presente di fronte all'emergenza profughi, mettendo a disposizione 5 alloggi tra Roncade e via Bigonzo ad Osson. Fa parte del nostro DNA, quindi le nostre aziende sono delle famiglie allargate, quindi vedere queste situazioni non ci fa altro che così, pensare a quale supporto, a quale aiuto possiamo dare, quindi qualsiasi cosa possiamo fare siamo al loro fianco. Siamo come imprenditori, siamo sempre pronti ad affrontare le situazioni più impreviste e più inaspettate. Dei mini appartamenti dove pulizie e manutenzioni sono costanti, in grado di accogliere dei piccoli nuclei familiari. Non a caso in giardino ci sono i bambini che a casa per le vacanze di carnevale giocano alternando parole straniere a frasi in italiano. Il più delle volte sono dei lavoratori a usufruirne. Le imprese fanno richiesta, 1 o 2 dipendenti vanno a viverci per un periodo e l'affitto viene detratto dallo stipendio. Degli alloggi, diciamo, di qualità anche, perché ovviamente poi se le persone devono andare a lavorare hanno bisogno anche di essere trattati, alloggiati in situazione di comfort. Penso che anche il pensiero a quello che succede al di fuori del mondo delle mura dell'azienda, ecco, sia un pensiero anche quello importante. E questa volta lo sguardo va ancora più lontano. Ci si aspetta che ad averne bisogno possano essere per lo più madri con i loro figli. Anche per queste giovani donne, conclude Zanatta, ci sarà l'opportunità di un'occupazione. Non c'è distinzione tra uomo e donna, e quindi assolutamente sì. Quindi vediamo magari di trovare anche delle opportunità di avere delle attività ancora più adatte magari a un lavoro femminile. Ecco, allora prima di salutarci abbiamo una notizia relativa al Covid, perché è arrivato il bollettino quotidiano della Regione del Veneto relativo all'andamento dei contagi nel nostro territorio. Ebbene, nelle ultime 24 ore c'è stato un rialzo importante delle positività in Veneto. Sono infatti 4.447 i nuovi positivi e si registrano anche 19 vittime. Lo riporta il bollettino della Regione, che mostra come sia salito a 1.334.054 il numero dei contagiati e dall'inizio dell'epidemia naturalmente, e 13.839 quello delle vittime. Per quanto riguarda i ricoveri, fortunatamente sono in calo quelli dei malati in area medica, 22 in meno, siamo a 1.026 ricoverati, mentre aumentano quelli in terapia intensiva, 99 ricoverati più 6. Ed era questa l'ultima notizia per questa prima edizione dei nostri telegiornali. Io vi ringrazio per essere stati con noi, ci salutiamo come sempre dando uno sguardo al nostro meteo con le previsioni del tempo per le prossime ore. Subito dopo ci sarà la pubblicità e poi proseguirà la nostra diretta con l'appuntamento condotto da Alice Montagnier con gli specialisti dell'ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza. Si parlerà di centralità del paziente e della famiglia nella vita ospedaliera. In studio Sara Salizzato, psicologa e psicoterapeuta, Emanuela Tonon, coordinatrice specialistica ambulatoriale dell'ospedale di Motta di Livenza. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi. Il meteo, arrivederci alle prossime edizioni. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Sempre alta pressione sul nostro territorio, il martedì grasso che chiude il carnevale sarà dunque all'insegna del bel tempo. Ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto il mese di marzo si apre con un contesto meteorologico buono, sarà infatti asciutto e stabile con tanto sole e cielo sereno o al massimo velato, precipitazioni assenti.
Gelidi venti settentrionali moderati in quota tesi in pianura accentueranno la sensazione di freddo. Temperature minime infatti sotto zero quasi ovunque, anche con deboli gelate notturne, massime sugli 8-11 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso ampio soleggiamento. Su tutti i settori il cielo sarà sgombro da nubi. Temperature minime tra -2 e 2 gradi, massime sui 9 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Soleggiato dappertutto, anche qui non sono attese piogge e il cielo sarà limpido. Temperature minime intorno a -1, -3 gradi, massime infine sui 10-11 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati in diretta. La centralità del paziente e della sua famiglia nella vita ospedaliera. Ne parliamo quest'oggi in compagnia delle mie ospiti che vi presento subito. In studio con me c'è la dottoressa Sara Salizzato, psicologa e psicoterapeuta in ORAS, coordinatrice del servizio psicologia appunto all'ospedale. Buongiorno, ben trovata. Grazie. Con me c'è anche Manuela Tonon, coordinatrice della specialistica ambulatoriale in ORAS. Ben trovata, dottoressa. Allora, parto da lei, dottoressa Salizzato. Fondamentale, lo sentiamo sempre dire, è la centralità del paziente. Ce la racconta un po' come avviene in ORAS, all'ospedale di Motta? Ok, e innanzitutto vorrei iniziare identificando un po' chi è il nostro paziente, qual è l'identikit del nostro paziente che accogliamo nella nostra unità operativa dedicata alle gravi cerebrolesioni acquisite e alle lesioni midollari. Si tratta di un paziente che è uscito dalla fase acuta e quindi passato attraverso un percorso di terapia intensiva in cui spesso era a rischio anche della vita stessa. Una volta stabilizzato è pronto per essere accolto in un reparto dedicato alla riabilitazione di tipo intensivo. I nostri pazienti rimangono da noi per un tempo sufficientemente lungo e la nostra mission è quello di accompagnarli da una situazione in cui sono spesso allettate e sono situazioni estremamente complesse da tutti i punti di vista, quelli di un po' alla volta di toglierli dal letto, svezzarli dal letto per far sì favorire il percorso finalizzato all'autonomia e all'indipendenza e finalizzato alla reintegrazione, all'attività e alla partecipazione nel proprio contesto di vita. I nostri pazienti sono pazienti che possono avere subito un danno cerebrale di natura traumatica o non traumatica, oppure un danno al midollo spenale che altrettanto può essere di natura traumatica o non traumatica. L'età media dei nostri pazienti è circa di 52 anni per le lesioni midollari e attorno ai 55 anni per le gravi cerebrolesioni acquisite. Questo non significa però che non abbiamo esempi anche che si collocano a età estreme lungo questo continuum, quindi il ragazzo giovane, i ragazzi in età evolutiva che possono avere 16, 17, 18 anni, come pure la persona anziana over 80. È chiaro che poi il percorso riabilitativo deve sapersi differenziare, sapere cogliere i bisogni e dare risposte corrette alla persona e ai suoi familiari in base anche all'età dei nostri pazienti, a quelli che sono i bisogni propri specifici. Dottoressa, mi scusi, lei ha detto che insomma, sono pazienti che rimangono anche all'interno dell'ospedale, del reparto, insomma, per un tempo sufficientemente lungo, che si parla, insomma, parliamo di mesi. Ecco. Sì, allora che cosa detta la lunghezza di un ricovero? Beh, innanzitutto a far da padrona è l'entità del danno neurologico, la tipologia e la sede di lesione del danno e a questo poi vanno individuato tutta un'altra serie di fattori. La dimissione dei nostri pazienti non va mai preparato l'ultimo giorno di dimissione, ma va preparato fin dall'ingresso, proprio perché
che acquistano una disabilità estremamente complessa e dobbiamo durante le fasi del percorso riabilitativo favorire l'integrazione a casa, anche attraverso ad esempio semplicemente un lavoro di abbattimento delle barriere architettoniche quando si acquisisce una disabilità. Quindi questo significa, sulla base di questo poi ovvio che dobbiamo, oltre che tener conto del danno neurologico, dobbiamo anche passare attraverso i tempi della riabilitazione e far incastrare in modo armonioso quelli che sono i tempi della riabilitazione con i tempi del paziente e di presa di consapevolezza, di adattamento alla disabilità, e i tempi della famiglia, la quale anche essa è impegnata in questo processo di adattamento progressivo, per cui dobbiamo far coinvolgere proprio tutti questi tempi insieme. Ecco, poi andremo proprio nel dettaglio, no? Perché la puntata di oggi l'abbiamo voluta titolare proprio la centralità del paziente e della famiglia nella vita ospedaliera, ma anche poi insomma nel rientro a domicilio di questi pazienti che spesso e volentieri, come abbiamo sentito, trascorrono davvero mesi molto lunghi all'interno dell'ospedale. Questo è un ambito, e poi c'è l'ambito, possiamo dire così, un po' più mordi e fuggi. Lei, dottoressa, è la coordinatrice della specialistica ambulatoriale all'ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Mota di Livenza. Sì. Ci racconta, ecco, un po' il suo ambito. Infatti la specialistica ambulatoriale in ambito di ORAS, dell'ospedale riabilitativo, è nata all'inizio proprio in favore dei pazienti ricoverati, cioè come a supporto dei pazienti ricoverati, pazienti molto fragili e molto importanti che difficilmente erano trasportabili per le varie specialità, per gli accertamenti da fare, per cui si è pensato di costruire proprio in ospedale riabilitativo anche tutta una serie di prestazioni che potessero essere a corollario di questa che era la riabilitazione e quindi a supporto proprio di questi pazienti. Naturalmente poi andando a organizzare un'attività specialistica ambulatoriale che spazia dalla cardiologia, radiologia a tutte le branche specialistiche, si è attuato una organizzazione di prestazioni che rispondono poi anche all'abbattimento delle liste d'attesa e in supporto all'azienda ULSS 2. Questa specialistica naturalmente è un po' il mordi e fuggi, è forse l'approccio che tutti noi abbiamo con la sanità. Tutti noi abbiamo fatto una prestazione specialistica o abbiamo avuto una visita specialistica. Certo. È più difficile magari il ricovero, che tutti abbiano avuto l'esperienza. Questa esperienza però è un'esperienza in cui la persona si fa un'idea dell'ospedale dove va, proprio in quella mezz'ora, nel percorso che fa dalla prenotazione, diciamo, poi all'accettazione amministrativa che può fare, fino al percorso in ambulatorio e alla prestazione stessa, con l'esito poi di un referto con il quale se ne va. In quella mezz'ora forse si fa un'idea di quella che è la struttura ospedaliera o di quella che può essere la sanità che la assiste. Anche in questo caso, scontato dirlo, la centralità del paziente, l'assistenza, l'umanità, insomma quel termine che viene utilizzato spesso, che è l'umanizzazione, è fondamentale. Certo, perché chiunque abbia bisogno e quindi abbia un approccio verso la struttura ospedaliera o verso la struttura ambulatoriale, perché in un momento di necessità e di fragilità. Molto spesso entriamo anche per un banale accertamento, ma non sappiamo se quando usciamo siamo gli stessi, dipende anche dall'esito di questo accertamento, per cui è molto importante l'umanità che il percorso del paziente mette in campo, sia per quanto riguarda dall'accettazione amministrativa fino anche dentro un ambulatorio, l'infermiera e il professionista.
Sì, le modalità proprio espressive, verbali e non verbali, che ci possono essere, possono documentare un ricordo che nella persona rimane molto impresso. Ecco, insomma, è proprio perché forse è un primo impatto, no? Della visita, insomma, della specialistica ambulatoriale, è proprio il primo impatto che ha il paziente. Quindi anche in questo caso l'aspetto psicologico emotivo talvolta, insomma, è importantissimo e segna in qualche modo. Sì, l'umanizzazione delle cure è l'aspetto fondamentale. Credo che ognuno di noi che lavora in un reparto dedicato alla presa in carico riabilitativo di tipo intensivo deve avere dentro di sé questo germoglio di umanità che deve caratterizzare tutte le relazioni, pur anche se sono relazioni di tipo professionale, all'interno dobbiamo far sentire l'empatia, trasmettere ai nostri pazienti che gli siamo vicini. A volte non servono grandi interventi di tipo psicologico, come diceva la collega, sono pienamente d'accordo con lei, a volte basta un sorriso, basta un piccolo gesto, un piccolo segno che trasmette al paziente o alla sua famiglia che siamo lì con loro, che capiamo l'impatto che la malattia, la disabilità ha sulla loro vita, ma che in qualche modo non li lasciamo soli, ma partecipiamo in un certo senso del loro dolore, e soprattutto proviamo a trasmettere il messaggio che non li lasciamo soli in questo percorso, ma li proviamo a accompagnare in questo pezzetto di vita molto 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 importante e che ha degli risvolti inevitabili sulla loro vita. Dottoressa, prego. Sì, anche l'ascolto, dico, perché molto spesso sento che i pazienti si lamentano anche di non essere ascoltati. Vengo per fare la prestazione, ma insomma non mi hanno chiesto niente, mi fanno l'esame e poi io non ho potuto dire niente. Questa è una cosa fondamentale. A noi il compito anche di formare sia il personale di supporto che i professionisti e di porci questo obiettivo di umanizzazione delle cure, perché sicuramente ben venga la informatizzazione, la tecnologia, ma sappiamo che la tecnologia tutti potranno, chi prima chi dopo, averla. La competenza e professionalità umana, quella è una cosa che vediamo e purtroppo lo sperimentiamo sempre più, è la cosa più difficile da avere e quindi credo che tutte le strutture sanitarie dovranno perseguire proprio la ricerca della professionalità proprio come competenza umana. Ed è insostituibile. Che è insostituibile, non perché si può tutti potranno avere un buon ecografo, tutti potranno avere un'emettitrice che mi fa l'accettazione, un computer di alto livello. Questo lo compriamo con le risorse economiche. Le competenze umane e professionali sono difficili, soprattutto anche viste nell'arco di una formazione a lungo termine o comunque con competenze multidisciplinari. Non è facile. Certo, e fanno la differenza. Fanno la differenza. 0422 1628 332 il numero per intervenire, lo vedete in sovraimpressione, fare una domanda alle nostre ospiti. Dottoressa Salizzato, ci racconta un po' la diversità della relazione di cura durante la presa in carico riabilitativa appunto della persona e durante poi la fase invece di riabilitazione un po' più intensa rispetto a quella ambulatoriale. Sì, la presa in carico della persona avviene attraverso un lavoro di tipo interdisciplinare. So che ne hanno parlato anche la settimana scorsa gli ospiti che erano presenti alla sua trasmissione. Che cosa significa lavorare attraverso ecco, vorrei dire una cosa, che talvolta si sente utilizzare in modo interscambiabile il termine multidisciplinarietà, interdisciplinarietà o addirittura in questi ultimi anni qualcuno azzarda il termine transdisciplinarietà. Vengono seppur utilizzati in modo interscambiabile, invece questi sottendono un approccio completamente diverso alla cura. Ecco, ce lo chiarisca, perché anche io stessa ho sempre utilizzato il termine multidisciplinarietà, a volte magari ci proviamo. Allora, mentre la multidisciplinarietà
implica che ogni specialista lavori per compartimenti stagni. Ogni specialista fa il proprio lavoro senza sapere quello che fa l'altro collega rispetto alla salute, alla condizione di salute di un paziente. E l'approccio multidisciplinare si focalizza soprattutto su una visione della malattia secondo modello medico ormai anche oltrepassato, e si basa sulla singola funzione, sulla menomazione, e non ha invece a cura di prendere la persona nella sua complessità, e quindi avendo cura tanto del dominio biologico ma anche di quello che è il dominio psicologico e poi del dominio psicocomportamentale, quello sociale, quello relazionale. L'interdisciplinarietà invece è quando di fronte alle condizioni di salute di una persona noi la proviamo a prendere da tutte le angolazioni, quindi in modo estremamente più complesso. Per far questo servono diversi specialisti in diversi aspetti, quindi dalla logopedista alla terapista occupazionale, al fisioterapista, al medico, allo psicologo, e vi è uno scambio reciproco di informazioni, tutte finalizzate sul percorso di cura della persona. E nell'approccio interdisciplinare viene promosso appunto quello che è l'obiettivo della cura, che è quello di promuovere l'autonomia, l'indipendenza della persona e di promuovere poi la partecipazione e l'attività nel proprio contesto di vita, che sono i principi cardine della riabilitazione. Ecco, è proprio questo, insomma, si intende proprio questo per presa in carico riabilitativa interdisciplinare del paziente, cioè quali sono le varie figure che si intersecano? Allora, a seconda poi dei bisogni del paziente, se si tratta di una persona con lesione midolare o una persona con grave cerebrolesione acquisita, però in generale il modo in cui noi operiamo a Motta di Livenza avviene attraverso dei punti cardini del progetto interdisciplinare, che sono la visita di team, la riunione di programma e la riunione familiare. Sono momenti fondamentali attraverso i quali noi proviamo a dare vita a un progetto riabilitativo. La visita di team avviene l'indomani all'ingresso del paziente nella nostra struttura, partecipano tutte le figure professionali, quindi oltre al medico che è responsabile del progetto riabilitativo individualizzato per quella persona, partecipa il logopedista, partecipa il fisioterapista, il terapista occupazionale e lo psicologo, e talvolta anche l'infermiere di riferimento appunto per quella determinata sezione, per quel paziente. A questa visita un momento in cui ci sediamo tutti attorno a un tavolo e il medico un po' presenta quella che è la situazione clinica del paziente, ci riferisce la storia relativa alla fase acuta e quindi come è andato il periodo della terapia intensiva, segue proprio la visita al paziente a letto da parte di tutto il team. E cosa succede? Qui non è soltanto il medico che interviene, tutti noi in modo abbastanza libero ci possiamo intersecare in questa visita e cercare di capire qual è la condizione all'ingresso del nostro paziente, per cui tanto il logopedista quanto lo psicologo ad esempio cerca di capire se la persona è orientata nel tempo, nello spazio, nella persona, se sa che siamo a Motta di Livenza o se pensa che siamo da qualche altra parte, se è orientata, sa in che mese siamo, in che giorno siamo e se ha un minimo di consapevolezza di malattia, e da lì noi cominciamo poi a tracciare i primi obiettivi riabilitativi e da lì anche programmiamo la prima riunione di programma, che solitamente per le gravi cerebrolesioni acquisite avviene circa 15 giorni dopo l'ingresso del nostro paziente in reparto. Per quanto riguarda la lesione midolare, se la persona quando arriva è ancora in una fase di shock spinale, in cui ancora non è appropriato tracciare una prognosi neurologica per tipo e livello di lesione, allora circa un mese di distanza, e alla successiva riunione di programma ovviamente ci ritroviamo tutti quanti seduti attorno al nostro tavolo e mettiamo insieme i diversi pezzi del puzzle. A questo poi fa seguito la riunione familiare. Che cos'è la riunione familiare? La riunione familiare vuole essere un momento di scambio col paziente, con la
famiglia, un momento di dialogo in cui andiamo a tracciare quella che è da un lato la comunicazione della prognosi, ma non solo questa, cerchiamo anche di definire con paziente e i familiari quelli che sono gli obiettivi riabilitativi e quello che è poi a lungo termine qual è l'outcome finale, fino a dove pensiamo di poter raggiungere per il tipo di danno che ha avuto il paziente, quali sono gli obiettivi che appunto possiamo raggiungere. Mi sembra di capire che è fondamentale insomma capire qual è il percorso più adeguato per ogni paziente, ma è anche fondamentale l'aspetto appunto della comunicazione di quello che può essere questo percorso. Sì. Ne parliamo dopo, Sì. perché insomma qui insomma, è un tema focale, credo. Stiamo parlando naturalmente di pazienti con mielolesione in cui appunto subiscono la perdita di una o più funzioni corporee a causa di un danno del midollo spinale, e di pazienti con grave cerebrolesione, quindi si intende un danno cerebrale che può essere, come abbiamo sentito, di origine traumatica oppure di altra natura, tale da determinare una condizione di coma protratto nel tempo, deficit sensomotori, cognitivi, comportamentali, insomma capite bene che insomma le tante figure che si vanno a intersecare appunto nella presa in carico riabilitativa è proprio perché parliamo di queste condizioni. È un percorso quindi insomma che vede tante figure messe insieme proprio per anche la complessità di presa in carico, dottoressa. Sì, a queste figure contribuiscono poi anche gli attori della specialistica ambulatoriale, perché tutti possono intervenire qualora ci siano degli approfondimenti da fare sulle varie, può essere l'oculista piuttosto che l'otorino, piuttosto che il radiologo, l'angiologo, e ognuno di loro apporta un qualcosa per il benessere della persona e per gli obiettivi che il reparto servizio si è posto nell'autonomia, nel rendere autonoma questa persona, nel percorso di riabilitazione che fanno. Per cui nell'ambito del percorso riabilitativo entrano in campo anche tutti questi attori alle volte che vengono chiamati proprio e sono tutti tasselli fondamentali. E sono tasselli fondamentali e a tutti per tutti è importante che collaborino proprio per la presa in carico del paziente finale e soprattutto per gli obiettivi che si pone questo paziente. Tutti devono essere a conoscenza, cioè non è una cosa a sé stante, ma è un percorso che si fa assistenziale per portare all'autonomia del paziente. Lo chiedo ad entrambe, in che modo impattano queste diagnosi quando vengono appunto comunicate anche alla famiglia, insomma, dei pazienti? Allora, il momento della comunicazione della prognosi e anche a volte la comunicazione delle cattive notizie. Pensate quando dobbiamo comunicare a una persona che in seguito a una lesione midollare di tipo completo, le probabilità che possa tornare a deambulare, a camminare o utilizzare gli arti superiori è molto bassa. Non è sicuramente facile comunicare questo, e questo per chi sta, per gli addetti ai lavori, è sempre fonte di disagio, di ansia, di preoccupazione di quello che dobbiamo andare a dire. Però rappresenta un momento fondamentale e imprescindibile del progetto riabilitativo individualizzato di ogni paziente. Questo sia per le lesioni midollari che per le gravi cerebrolesioni acquisite, perché è da questo momento in poi che il paziente può iniziare quel processo di presa di consapevolezza della propria situazione, favorisce l'esame di realtà della persona, attraverso la quale finalmente per la prima volta da quando ha subito all'improvviso un danno così devastante può cominciare a proiettare nel presente il proprio futuro, può cominciare a porsi delle prime domande riguardo il dopo. Potrò tornare a lavorare, a fare il lavoro che facevo prima se sono seduto su una carrozzina, ad esempio? Se io avevo un'attività lavorativa per cui usavo parecchio il mio corpo, come faccio a fare questo tipo di lavoro? Quindi è un momento sicuramente complesso, sì, ma è un momento che comprende anche
un punto di partenza, insomma, sì, per da qui riequilibrare la propria vita. Sì, da qui in poi la persona può partire, tanto questo vale per il paziente e quindi diventa un momento fondamentale, è un po' come quando i nostri figli dobbiamo dir di no per farli crescere, la stessa cosa vale con i nostri pazienti, è da qui in poi che per quanto sembra che assumiamo il ruolo di cattivi, in realtà non è questo, è il momento fondamentale con cui la persona diamo gli strumenti per poter ricominciare e riprogettare la loro vita, e questo vale sia per il paziente che per i loro familiari, perché da qui in poi che la famiglia può ricercare un nuovo equilibrio, riassestarsi dopo un trauma che ha devastato l'organizzazione familiare, può riformulare nuovi progetti, nuovi ruoli familiari e quindi ricominciare a formulare nuovi progetti di vita. Per cui quello che noi osserviamo, al di là di quello che può pensare l'opinione comune, no? Per cui non diciamo la verità ai nostri pazienti, non diciamo che non possono tornare a camminare, non diamo cattive notizie per paura delle loro reazioni di tipo psicologico e reazioni in movimenti di tipo depressivo. In realtà quello che osserviamo è l'esatto opposto, perché è da lì in poi che la maggior parte dei nostri pazienti mettono in atto quelle che sono le loro risorse psicologiche, risorse che quando stiamo bene nemmeno ci rendiamo conto che abbiamo in realtà ciascuno dentro di noi. È lì che cominciano poi a focalizzarsi meglio sulla riabilitazione, a concentrarsi su obiettivi riabilitativi oggettivi, realisticamente raggiungibili, e sono disposti ad assumersi la responsabilità finalmente di quello che la loro malattia, la loro condizione comporta, e farsi carico di nuove modalità per gestire i loro problemi. Mi viene in mente, per quanto riguarda la lesione midollare, imparare a gestire un intestino o una vescica di tipo neurologico. Molte volte, precedentemente alla comunicazione della prognosi, la persona non ci crede, pensa che prima o poi, attraverso il controllo volontario, ritornerà a avere la padronanza del controllo sfinteriale, ma purtroppo non sempre è così. Allora bisogna educare, perché questo è il compito della riabilitazione. Tutti noi, dall'infermiere all'operatore sociosanitario, allo psicologo, al medico, tutti quanti noi siamo impegnati in un processo educativo, ognuno magari dalla propria angolazione diversa, dal proprio punto di vista, ma il ruolo dei professionisti in riabilitazione è quello di educare, di dare gli strumenti alla persona di fronteggiare la propria vita, in modo tale, lo dico sempre ai miei pazienti, che non sia la vescica, l'intestino a dominare la persona, come quando arriva da noi il nostro reparto, per cui si sentono devastati da questo problema, ma che sia di nuovo la persona a dominare l'intestino e la vescica. Il primo strumento è la consapevolezza, quindi, certo, della propria condizione. Sì, concordo con quel che dice la dottoressa. Vediamo che in tutti gli ambiti la consapevolezza, portare il paziente verso la consapevolezza della propria situazione permette poi di riavviare un progetto di vita. Certo. Ovviamente poi volevo aggiungere che c'è modo e modo di comunicare la prognosi, ecco, anche in questo l'umanizzazione delle cure è fondamentale. Dobbiamo dire, adesso non so se dico una sciocchezza, insomma in letteratura ci sono tantissime pubblicazioni che in medicina spiegano qualunque cosa, ce n'è qualcuna che spiega come dare una diagnosi e comunicare una prognosi di questo genere? Allora le dico questo, che proprio con il nostro gruppo in Oras abbiamo proprio fatto una ricerca su questo argomento, perché sul tema della comunicazione della prognosi e delle cattive notizie, l'ambito in cui ci sono più pubblicazioni è l'ambito oncologico, no? Perché gli oncologi hanno dovuto imparare, volenti o dolente, a gestire cattive notizie in quest'ambito. Però ad esempio rispetto alla lesione midollare ci sono pochi lavori di letteratura che ci dicono, che guidano il clinico sul chi deve formulare la prognosi, sul come deve essere formulato, su quando deve essere formulata, perché noi sappiamo che dare troppe notizie al paziente all'inizio del percorso riabilitativo, quando ancora non ha consapevolezza, quando magari ancora è allettato e la sua testa funziona, la prima domanda che quella persona ha nella sua testa è: oddio, muovo o non muovo le mie gambe? Certo. Ed è la ricerca costante di spunti, di capire. Dentro di sé ha già questa domanda in testa.
consapevolezza, Ha già la prima ancora che lo diciamo, acquista consapevolezza da solo, però è importante che qualcuno glielo trasmetta, glielo dica nel modo forse più idoneo, perché la consapevolezza diventi anche la consapevolezza degli altri, che non è solo una sua consapevolezza. Esatto, certo, e questo sempre rispettando i tempi del paziente e della sua famiglia. I tempi, i modi, per questo poi ecco nell'approccio interdisciplinare ovvio che dobbiamo tenere conto di chi è la persona che abbiamo di fronte, di quanto vuole sapere e di come vuole che gli venga comunicata la prognosi. E a tal proposito, come dicevo prima, in Oras abbiamo fatto un lavoro di ricerca sulla comunicazione della prognosi nell'ambito della lesione midollare e abbiamo preparato un'intervista strutturata che abbiamo rivolto ai professionisti di principali centri riabilitativi italiani su questo argomento, e quello che emerge è che non c'è una univocità, c'è un unico modo di affrontare questo argomento, tutto è lasciato un po' all'arte di ciascuno dei professionisti, quindi basato sulla sensibilità individuale, sugli anni di esperienza clinica, ma non c'è un supporto, non c'è una preparazione adeguata di professionisti o delle linee guida generali di gold standard per la lesione midollare per quanto riguarda la comunicazione della prognosi. Probabilmente insomma anche come viene cucito su ogni paziente il percorso insomma, di riabilitazione, il percorso insomma, terapeutico, anche il percorso in cui si comunica la prognosi viene insomma, anche in questo caso fatto cucito sul paziente, quindi rispettando le sue tempistiche e le tempistiche della famiglia. Certo. Noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo. Grazie. Ben ritrovati in studio in diretta, sempre in compagnia degli specialisti dell'ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza. Parliamo di centralità del paziente e della famiglia nella vita ospedaliera, nel percorso riabilitativo, ma anche nel dopo ospedale, quindi nel percorso in cui il paziente rientra nel proprio domicilio. A tal proposito io vorrei leggervi una domanda che ci è arrivata attraverso i social da casa. Buongiorno, per esperienza posso dire che il dolore fisico comporta una grande condizione di disagio che coinvolge inevitabilmente anche i familiari. Come si può essere partecipi della sofferenza del nostro caro senza però che questo peso ci schiacci? La pongo a lei, dottoressa, ma se poi vuole intervenire. Allora, la componente del dolore la conosciamo anche da noi. I nostri pazienti sono pazienti che a vario grado hanno il loro dolore, basti pensare al dolore tipo neuropatico per le lesioni midollari. Allora, in generale, quando ci si approccia al dolore, dobbiamo riconoscere che esiste una componente oggettiva del dolore, per cui fa male, però esiste anche una componente soggettiva, per cui ognuno di noi rispetto al dolore ha livelli di sopportazione diversa, per cui ciò che per me viene amplificato in modo risuona molto fortemente, per un'altra persona lo lascia sullo sfondo. Quello che bisogna fare per il familiare che vive vicino a una persona che ha il dolore non è mai un compito facile, però bisogna stare attenti a non colludere col dolore della persona, ovvero di non rinforzarlo negativamente, nel senso, se io dico ho male e se vicino a me ho una persona che dice sì, sento che hai male, ma come stai, ti faccio la camomilla, ti do qualcosa, siediti, eccetera, eccetera. In questo modo io non aiuto la persona a superare sul dolore, ma gli do una particolare enfasi. Talvolta invece per fare il bene della persona bisogna in qualche modo lasciarlo un po' più sullo sfondo, dare gli strumenti alla persona che ha una forte componente di dolore, di impararlo a gestirlo, lasciandolo un po' più sullo sfondo, dando meno risalto a questo dolore. Magari creando anche delle distrazioni. Sì, esatto, talvolta anche semplicemente distrarlo, e per cui ad esempio più che stare magari seduti sul divano o a letto, pensare oddio quanto sto male, magari di un po' alla volta di portarlo fuori, di vedere un attimo, di riprendere in mano qualche interesse che ha quella persona, proprio per la componente della distrazione, è una componente molto importante per imparare a gestire il dolore. È umana la preoccupazione
preoccupazione, quindi insomma chiedere continuamente come stai, come ti senti, hai bisogno di qualcosa, però potrebbe essere controproducente. Infatti credo che, come dice la dottoressa, sia importante aiutare la persona a non compiangersi, ma soprattutto a pensare a qualcosa che potrebbe aiutarlo a superare e soprattutto anche a domare questo dolore. La distrazione alle volte, come vediamo anche, è un metodo che si utilizza anche con i bambini, è una cosa importantissima. E io poi mi insegno sempre ai pazienti anche di lavorare molto sull'andare attivamente alla ricerca di piccole aree nella propria vita in cui ci si astiene dal dolore e quindi ricercare di guardare dentro di sé quello che sono le proprie passioni, i propri piaceri personali, per cui anche se sono solo 5 minuti in cui io non ho pensato al mio dolore, è un esercizio molto 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 importante da fare, perché appunto iniziamo magari con 5 minuti e poi ci accorgiamo, cavolo, non ci ho pensato, e poi aggiungiamo altri 2 minuti, diventano 7 e poi diventano 10 minuti, per cui sviluppare tutte quelle serie di strategie di coping di tipo Mi viene da attivo. dire che sarebbe una buona prassi, una buona pratica per tutti noi, per non solo tutti. insomma per Solo chi che è facile a dirsi, È per questo che è importante conoscere questi pazienti, anche conoscere il loro vissuto alle volte, proprio perché magari non pensano a qualcosa che li può distrarre. Se tu conosci, li porti su un argomento che invece è stato per loro un argomento felice. Certo. Altra domanda da casa: rieducazione dei disturbi di deglutizione. Quali risultati si possono ottenere? Non lo so chi vuole rispondere, se c'è un servizio apposito in Oras. Ecco, allora sì, questa domanda sarebbe più appropriata a formulare ai nostri colleghi logopedisti che si occupano proprio di deglutizione e dei problemi di disfagia particolarmente acuiti in seguito a una grave cerebrolesione acquisita. Quello che posso dire è semplicemente i risvolti psicologici di una persona che ad esempio non può arrivare a mangiare attraverso certo, per bocca e poter mangiare intero. Mi vengono in mente quelle persone che devono essere dimesse con una PEG oppure che devono rientrare a casa attraverso una dieta di tipo omogeneizzate. Pensate come questo impatta sulla qualità di vita non solo della persona ma anche della famiglia stessa, e se prima il momento della convivenza in una tavola, un pranzo, una cena insieme in famiglia è un momento di piacere, quando una persona non può più condividere il cibo con gli altri, perché il cibo è una forma di relazione, quando questo non è più possibile averla proprio per la gravità dei meccanismi legati alla disfagia, questo impatta sicuramente in modo sulla qualità di vita proprio della famiglia stessa. C'è un servizio apposito in Oras per questo? Sì, c'è un servizio di logopedia che insiste all'interno del reparto di riabilitazione e collabora proprio nella multidisciplinarietà che si diceva prima, e ci sono delle logopediste che si dedicano proprio a questo. Con voi adesso vorrei parlare di un aspetto che insomma credo anche questo sia cruciale, perché nel periodo della pandemia, insomma sappiamo che la pandemia ha modificato, stravolto anche moltissimi meccanismi della vita quotidiana di tutti noi, ma anche dell'aspetto più legato alla sanità. Vi chiedo come avete gestito tutti quegli aspetti anche emotivo, non soltanto sanitari, emotivo, psicologici durante la pandemia, quando magari era comunque complicato senza il supporto dei familiari. Dare magari una diagnosi non proprio semplice. Prego. Per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale, purtroppo la pandemia ha creato questi filtri, questi triage per i quali un po' si sono ridotte tutte le prestazioni, in parte, soprattutto nella prima parte della pandemia, le prestazioni ambulatoriali, facendo solo quelle prioritarie, ma poi anche quando abbiamo invece riaperto e aperto a tutte le prestazioni e
erogato qualsiasi cosa, purtroppo il paziente, la persona, si trovava a venire in ambulatorio da sola. Sappiamo che nell'immaginario collettivo, quando si va soprattutto per una visita che magari potrebbe dare anche una diagnosi importante, si preferisce essere accompagnati da qualcuno. La pandemia ha visto anche forse la limitazione in questo caso, una solitudine della persona di fronte anche a un esame anche banale, oppure anche a una visita importante che poteva dare una diagnosi anche infausta, e presentarsi da sola, perché a meno che non avesse delle limitazioni linguistiche, delle limitazioni fisiche o di autonomia, doveva entrare da sola e non potevano essere il marito, la moglie, il figlio, per cui è quasi sembrato alle volte che fossimo quasi un po', diciamo, passavamo come da cattivi, che non lasciavamo entrare o partecipare i familiari o le persone care alle prestazioni. In realtà era un qualcosa che a cui abbiamo dovuto attenerci per regole importanti, che ci hanno consentito poi di arrivare e di non creare quelle infezioni che potevano esserci anche all'interno degli ospedali, e penso alla dottoressa che adesso potrà dire la parte più difficile forse è stata proprio per i pazienti ricoverati, questi pazienti che stanno dentro tanti mesi e che non hanno potuto vedere per tanto tempo i loro familiari e non hanno potuto ricongiungersi nei weekend o nelle festività con i loro familiari, e li vedevano magari attraverso un cancello, attraverso una... sono state scene anche piuttosto strazianti anche per noi operatori. Certo, insomma, sappiamo che ancora adesso, per esempio, nelle RSA la situazione non è tornata alla normalità, insomma, periodi molto complicati in cui non si è potuto andare a trovare i propri cari, i propri familiari, anche nel percorso di riabilitazione. Come ha impattato il Covid? Io credo che l'esperienza di pazienti, di familiari di questi ultimi 2 anni, di chi ha avuto l'esperienza di una persona ricoverata per tanto tempo in ospedale in questi ultimi 2 anni abbia avuto un impatto enorme e se lo ricorderanno per il resto della loro vita. Condurre dei progetti riabilitativi senza la famiglia è un qualcosa di estremamente difficile, e nel suo tempo per i pazienti essere lontani dai loro affetti, dai loro familiari, e tutti noi nasciamo con bisogno innato di relazione, fa parte della nostra vita già da quando siamo in grembo alla pancia della mamma, abbiamo bisogno di contatto, di relazione, e dover con forza staccare le famiglie e chiudere le porte del reparto è stato qualcosa di molto difficile. Oltretutto il progetto riabilitativo si fa con la famiglia, e perché tutto quel percorso appunto di consapevolezza, di preparazione al setting post dimissione, quindi anche di preparazione della casa, di favorire tutto quel processo di reintegrazione sociale, in un'epoca di Covid è venuto in qualche modo a mancare. E per i pazienti poi sono venuti a mancare i permessi a casa nel fine settimana, e i permessi a casa nel fine settimana non hanno solo un indubbio valore psicologico, perché tutti noi fa piacere tornare a casa propria, ma hanno anche un grande valore di tipo terapeutico, di tipo riabilitativo, perché permettono di favorire proprio quello che è il principio cardine della riabilitazione. L'ho detto 3 volte credo durante questa ora, e cioè promuovere l'attività e la partecipazione attiva dell'individuo. Ma se noi le segreghiamo all'interno di un reparto, e queste persone non possono nemmeno scendere, oltrepassare il cancello dell'ospedale, confrontarsi ad esempio con una carrozzina o con l'asfalto, o vedere le persone non all'altezza, a livello, quando siamo tutti in piedi, in un mondo funziona normalmente, ma che cosa significa per una persona che è in carrozzina doversi spingere, muovere in carrozzina e guardare tutti gli altri dal basso verso l'altro? Questo impatta. Rincontrare i propri affetti, riprendere le relazioni sociali, i ruoli lavorativi, sono tutte cose che se cerchiamo di promuovere in un periodo di Covid abbiamo dovuto in qualche modo soltanto pensarlo, parlarne a voce, ma non viverlo concretamente, realmente attraverso i permessi a casa.
E quello che si è venuto a creare, come dicono anche i miei pazienti, anche in quest'ultimo periodo me lo raccontavano, è che si crea una sorta di scissione tra il mondo interno dell'ospedale, dove il reparto diventa una famiglia, diventa una protezione, una bolla protettiva, in cui si sviluppa un grande senso di solidarietà di un paziente nei confronti dell'altro paziente. Si sviluppa anche un grande senso di gioia quando l'altra persona recupera, magari comincia a mettersi in piedi o comincia a parlare, c'è una condivisione, non c'è assolutamente quello che faceva la famiglia. Diventa una sorta di famiglia, e in qualche modo talvolta ho la sensazione che stanno meglio i nostri pazienti, perché vivono tutti una realtà simile gli uni con gli altri, si supportano vicendevolmente. Io dico sempre che i migliori psicologi dei pazienti non sono gli psicologi, ma sono i pazienti stessi, perché si confrontano sulle cose più disparate l'uno con gli altri attraverso un rapporto alla pari. E le famiglie invece vivono isolate, sono fuori, sono loro che non si rendono esattamente conto di cosa sta avvenendo, anche se, ecco, una cosa positiva che ci ha portato il Covid è che abbiamo fatto entrare in modo massiccio la tecnologia, per cui abbiamo cercato di portare avanti la riabilitazione attraverso le connessioni da remoto, abbiamo organizzato le riunioni familiari, abbiamo organizzato i colloqui con lo psicologo, con il medico, con i vari componenti del team, talvolta mandiamo i video alle famiglie dei progressi dei nostri pazienti quando cominciano a camminare nel corridoio o fanno di progressi in termini cognitivi, comportamentali, per cui coinvolgiamo in questo modo le famiglie. Però tutto in forma parlata, pensata, ma non vissuta attraverso l'incontro nel qui ed ora fisico del proprio spazio, del proprio ambiente di vita. È d'accordo su questo? Sì. E poi le chiedo anche se effettivamente la situazione sta un po' tornando lentamente, giorno dopo giorno, alla normalità. E vediamo un miglioramento sicuramente della situazione. Noi ormai da tanto tempo eroghiamo tutte le prestazioni come nel pre-pandemia, naturalmente con tutte le accortezze che abbiamo, questi filtri che mettiamo. Speriamo di ritornare a una certa normalità dove appunto anche i parenti o comunque anche le persone care possano, o il caregiver, possano veramente assistere alla prestazione della persona. È anche vero che in tutti gli ambiti la pandemia ha creato una solitudine, le persone si sono sentite non solo sole a casa, non solo sole all'interno della società, ma sole anche all'interno della sanità. Speriamo che tutto ritorni e si vede un certo miglioramento che nell'ambito anche ambulatoriale. Vediamo. C'era anche la paura di andare a fare la prestazione perché, oddio, magari mi prendo il Covid, per cui c'erano tanti annullamenti. Adesso invece la situazione si sta normalizzando. Fondamentale, abbiamo detto, gli ausili, la tecnologia, però non può sostituire, come dicevamo, quel dialogo, quel bisogno di parlare con il medico che è una figura di riferimento. Sì, sì, anche la telemedicina aiuta tantissimo e sarà il futuro anche, soprattutto in ambito ambulatoriale, credo che sarà il futuro della medicina, soprattutto per le persone in difficoltà, e sarà un grande aiuto. Io confido molto nella tecnologia, nell'informatizzazione, tutto però non deve essere sostituito o la sostituzione di quella che è la relazione umana, perché capiamo benissimo che le persone hanno bisogno di relazionarsi e di vedere anche, al di là di vederlo attraverso uno schermo, anche di parlare con le persone. Voleva aggiungere qualcosa su questo aspetto, dottoressa? Beh, guardi, rispetto alla tecnologia mi viene a dire questo, che ecco, vedendo un po' i risvolti anche positivi dell'esperienza del Covid, allora sono pienamente d'accordo che la relazione umana è insostituibile e c'è bisogno, il familiare deve essere coinvolto fin dall'ingresso del paziente in unità, un reparto dedicato alla riabilitazione tipo intensivo. Prendersi cura significa tante cose, toccare l'altra persona, significa prendersi cura attraverso il gesto, arrivare dove nessuno degli operatori può arrivare, quello è un gesto dietro al quale c'è
un grande amore, un grande affetto che unisce il paziente al loro familiare. E la relazione è anche il mezzo attraverso il quale noi stimoliamo le persone, cioè anche in termini cognitivi e comportamentali la presenza del familiare è un qualcosa che in qualche modo risuona nel nostro cervello in modo molto forte e pregnante. Ecco, l'unica cosa positiva che mi viene da dire dell'effetto del Covid è che, come le dicevo prima, talvolta accogliamo ragazzi giovani in età scolare nella nostra unità operativa, e da quando è arrivato la pandemia favorire i percorsi di reintegrazione scolastica e quindi di favorire la presenza della scuola all'interno del reparto di riabilitazione è diventato facile. C'era la DAD, tutti in DAD. erano Come tutti gli altri. in DAD. Si sentivano come gli altri. E si sentivano finalmente come tutti gli altri, e mentre prima era molto più difficile favorire questo processo di reintegrazione, cioè l'idea di un computer in ospedale col collegamento da scuola creava un'idea, una serie di problemi insormontabili. Invece con la DAD le devo dire che per i ragazzi che abbiamo avuto in questi 2 anni è stato semplice il raccordo con le scuole, con i coordinatori di classe, insomma poter favorire questo. Criticità e punti di forza che la pandemia ha portato con sé. Vi chiudo perché siamo alla fine della nostra trasmissione con un altro messaggio che è arrivato: nessuna domanda, solo un grande grazie per la competenza e l'umanità con cui il team dell'ospedale di Motta ha trattato mia figlia. Grazie di cuore, è per voi. Grazie, siamo in chiusura e ringrazio la dottoressa Sara Salizzato, psicologa e psicoterapeuta in ORAS e coordinatrice del servizio psicologia all'ospedale. A lei, sono onorata. Grazie alla dottoressa Manuela Tonon, coordinatrice della specialistica ambulatoriale all'ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza. Grazie davvero. Grazie dello spazio. E grazie di essere state con noi e di averci raccontato anche questi aspetti molto importanti della vita dell'ospedale di Motta. Grazie a voi di averci seguito da casa, vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.